Pronto? Buonasera a tutti, direi che quarto d'ora canonico di attesa per notario. Allora, ringrazio per tutti i interventi di stasera e credo praticamente anche molte cose nuove per me, per cui mi presento. Io sono Enrico Veracchie, presidente di Viver Treviso, associazione dei commercianti del centro storico, che ormai da tempo opera e agisce sul territorio cittadino urbano per lo sviluppo di attività con l'amministrazione, cercando di portare sempre dei progetti utili e migliorativi per quanto riguarda la sinergia alle nostre attività. In questo momento vedo anche tante cose nuove, per cui non solo associati nostri, ma piacere avere un dialogo, un confronto con persone diverse dal commercio. Per implementare appunto le servizi che ci abbiamo integrati, persone diverse interessante dare delle informazioni su queste azioni che si sono incontrate recente con l'avvocato di Provazza, che è un esperto di diritto costituzionale, di così sviluppare la strada toccando i temi forse anche toccando gli aspetti che magari a noi tornano più da vicino, sono quelli magari legati anche un po' al mondo economico, commerciale, dove noi operiamo tutte le vite. E l'avvocato sarà modo di esporre una sua conoscenza sull'argomento, sulla materia. E noi abbiamo il piacere di avere presente la senatrice Paola Delfina, la quale si porterà una testimonianza diretta su come si discussa questa riforma in Senato, personale, e come si concretizza l'intentivo del procedimento legislativo. Da lei appunto ascolteremo una parte attiva di questo processo, per cui io lascerei la parola alla Provazza. Eventualmente abbiamo una sua visione su momenti di dialogo, ma preferiremo assolutamente anche un dibattito a voi, qualsiasi intervento a seguito di questa serie. Buongiorno. Allora, buonasera a tutti, il Presidente è già presentato, quindi non ho detto altro. Diciamo che siamo in una fase di costanza avanzata del percorso che ci ha portato a questo referendum. Quindi non so quanto ne sapete, quanto ne sapete, e cerco anche magari di dire qualcosa di nuovo rispetto a tutto quello che avete sentito fino adesso per non annoiarvi e per dare forse qualche chiaro di più di quanto sta accadendo. Allora, io non ho mai sentito dire per televisione un riguardo di dibattiti, forse avrei sentito cose del genere, però non ho mai sentito spiegare cos'è una Costituzione, cioè ci si perde in tanti contrasti se si voterà al Senato, adesso sono saltate fuori anche delle schede che prima non c'erano, pensavamo di non votare noi senatori, adesso votiamo. Cioè, significa tanto per dire piccole cose quando si perde l'orizzonte. Allora, la Costituzione è un testo scritto che nell'evoluzione degli esseri umani è una grande conquista. Perché? Perché in seguito a più o meno difficili guerre di classe, fisiche, più o meno cruente, si tratti a questi cosiddetti testi costituzionali. A cosa serve la Costituzione? A tre cose, può servire a due cose o a tre, a seconda del tipo di Costituzione. La nostra Costituzione che ha tre
aree nel suo interno. Mentre altre Costituzioni, come il Veneto e il Statuto Albertino, ne avevano due. Allora, la Costituzione primo stabilisce i diritti liberamente scelti dai popoli che hanno questa Costituzione. Potete capire come i diritti di un testo costituzionale europeo occidentale sarebbero diversi se Costituzioni ce ne fossero in paesi arabi, quindi ogni terra si sceglie per i diritti. Noi abbiamo una Costituzione che, la detta del mondo, è una bella Costituzione, cioè descrive in maniera completa tutta una serie di diritti dell'uomo, di crescita dell'uomo, di sostegno dell'uomo, di aiuto a chi è meno fortunato di altri. Poi la seconda parte della Costituzione stabilisce tutto l'insieme di meccanismi di regole perché questi diritti non restino letteralmente. E non è una cosa facile, perché già i greci avevano iniziato a individuare dei diritti e a cercare di capire come fare in modo che questi diritti non fossero letteralmente. Anche i romani hanno avuto grossi problemi perché si passavano dalla Repubblica dalla monarchia alla Repubblica all'impero, quindi avevano avuto qualche problema con la gestione del potere. Quindi è un tema ricorrente. Abbiamo detto, salviamo i nostri diritti che ci scegliamo come comunità. Se siamo una comunità di guardia fondale, saremo dei principi basati sulla guardia. Noi possiamo, per fortuna, la comunità di guardia fondale, come generalmente ci deve di pace, tutela dei diritti degli individui, eccetera. Sistema di produzione legislativa, governo, magistratura, che deve tutelare questi diritti. L'ultima parte è un sistema di autorità della Costituzione. Ovvero, se io metto dei bei diritti, se vedo dei bei sistemi per preservare questi diritti, però che la stessa Costituzione possa essere messa da parte, non vado niente. Siamo qua a parlare di referendum proprio perché i costituenti avevano pensato che la loro Costituzione, che pensavano fosse molto bella, potesse essere, tra virgolette, modificata, attaccata o in positivo o in negativo. E hanno detto, per toccare questa Costituzione che sembra così bella, così idonea a tutelare i diritti dei cittadini, ci vogliono dei procedimenti non semplici e se le modifiche non sono approvate con larga maggioranza sarà necessario che il popolo si esprima. Quindi noi adesso siamo in una fase attuativa delle cosiddette difese costituzionali, cioè la Costituzione che reagisce a questi tentativi di modifica. Non è niente di male, non è che il positivo o il negativo, è quello che deve fare la Costituzione. Altra cosa, la Costituzione detta dei principi generali. La Costituzione non è una legge che disciplina argomenti specifici in modo dettagliato. Detta delle norme generali che devono permetterci di vivere bene, di avere uno stato sociale, di avere un'economia che funziona e di avere anche dei rapporti con l'estero. Bene, tutti questi principi bisogna vedere se la Costituzione è in grado di mantenerli, ovvero la Costituzione funziona se di fronte le varie attività di uno Stato riesce a mantenere la tutela di questi diritti. Cosa vuol dire? Si sente tante volte dire quando si discute di Costituzione non dobbiamo andare a parlare dell'Italia, non dobbiamo discutere di quest'altro perché fuori esce una Costituzione. Vi dico che questo, in qualunque aula di giurisprudenza, viene completamente depennato, è una cosa scorrettissima. La Costituzione, per poter essere definita una buona Costituzione, deve essere trovata sul terreno. Bisogna vedere che questa Costituzione possa resistere e non essere spazzata via da una legge ordinaria che il Parlamento può fare anche in maniera superficiale, cioè pensiamoci su una legifera in modo tale che la legge che viene prodotta mi va a decidere su principi fondamentali.
una buona Costituzione pone un blocco, no, quella legge non va bene, oppure no, quella legge non la devi fare. Quindi fondamentale, perché il sistema costituzionale funziona, è confrontarlo con quelli che possono essere i vari accadimenti della storia. Quindi noi, Italia, come tutti gli Stati, saremmo dotati della nuova Costituzione se la normale attività, qualunque sia la maggioranza che governa, qualunque siano le idee che si abbiano, non vanno a scalfire quelli che sono i principi che noi abbiamo scelto, scritto nel testo costituzionale, e che abbiamo ritenuto e riteniamo che siano mettenti di tutela. Quindi, una cosa da tenere presente è che la prima parte della Costituzione non occorre modificarla per sbarazzarcene, basta mettere dei sistemi della seconda parte che non siano idonei a garantire i diritti della prima. Questa è una realtà, però molto spesso viene taciuta, non si prende nella dovuta considerazione. Bene, allora, detto questo, andiamo a vedere velocemente come ci viene proposto di modificare la Costituzione e vediamo se queste modifiche, poi uno si farà il suo giudizio se queste modifiche sono idonee a tutelare i diritti stabiliti nella prima parte, a funzionare bene, e dove questa riforma ci può portare. Allora, intanto facciamo un passo indietro rispetto al testo che abbiamo adesso per le mani. Io vi leggerò un testo che è la presentazione del disegno di legge costituzionale. Il disegno di legge costituzionale è stato proposto dal governo, iniziativa governativa. Questo disegno è stato presentato al Parlamento e poi votato. Allora, tanto per capire ciò che il governo ha fatto e dove voleva fare, leggo il testo ufficiale che si può trovare in tutti i siti internet, fonte governativa, quindi incontestabile. Dico questo perché oggi il mio intervento è stato voluto per cercare di dare un'informazione asettica, quindi senza fare riferimento a voci di parte o a impressioni personali, quindi cercherò il più possibile di darvi dei dati verificabili e anche di fonte reperibile, non vi metto io. Allora, vediamo perché il governo dice che si deve fare questa riforma. Allora, lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e in particolare l'esigenza di arrivare al provvedimento interno alla decente evoluzione della governance economica da cui sono decentrate l'introduzione del semestre europeo e la riforma del patto stabilità e crescita, e alle relative identità di bilancio, quali sono le regole del debito e delle spese, le sfide derivanti dall'internazionalizzazione dell'economia e dall'intanto contesto della competizione globale. Allora, testo governativo ufficiale sul sito del governo che ci dice che questa riforma è stata ed è resa necessaria dalla necessità di spostare il baricentro da quella che è casa nostra a un contesto europeo. Ciò sia bene o male, ognuno ha la sua visione del mondo, le sue esperienze e lo vanno, insomma. Questi sono i fatti. Allora, la cosa fondamentale di tutto questo impianto legislativo deve essere di quelle cose più curiose. Dopo la parte delle domande, però partiamo da due dati di fatto. Allora, in Italia fino ad ora le leggi venivano promulgate in seguito ad una delibera della Camera e una del Senato che dovevano decidere e approvare lo stesso testo di legge. Se il testo votato dalla Camera e accettato dal Senato veniva modificato, era un passaggio da una Camera all'altra finché non si arrivava
ad un testo condiviso. Questo procedimento è ritenuto dai riformatori un procedimento troppo lento, non dato i tempi, e comporta perdita di tempo. Quindi vi è, secondo i riformatori, la volontà e la necessità di adeguarci ai tempi, alla maggiore velocità dell'economia e quant'altro. Quindi, d'ora in poi, il sistema di produzione delle leggi in Italia sarà monocamerale, ovvero la Camera dei Deputati sarà quella ad essere investita nella maggior parte della produzione normativa, ovvero tutte le leggi che riguardano la nostra vita, ovvero commercio e qualunque normativa quotidiana, è lasciata alla sola Camera dei Deputati. Il Senato funzionerà anch'esso come funzionava prima, cioè deciderà le leggi insieme alla Camera in un ristretto numero di casi. Allora, vediamo quali sono. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per legge di decisione costituzionale, tutela delle minoranze linguistiche, legislazione elettorale, norme generali, riforme interne della partecipazione militare alla formazione e all'attuazione della normativa politica dell'Unione Europea, eccetera. Allora, vedete che sono competenze molto importanti, perché il Senato partecipa anche alle nuove leggi costituzionali, però sono settori che non sono quelli che ci dicono il commercio, la produzione industriale, tassazione e quant'altro. Quindi tutto ciò che deve essere deciso per quanto riguarda il settore agroalimentare viene deciso soltanto dalla Camera dei Deputati. Per semplificare, abbiamo quindi un procedimento dove la Camera dei Deputati fa la padrona, il Senato ha un potere di portare delle osservazioni alla Camera dei Deputati. Ha un tempo molto breve, di 10 giorni, per decidere se fare delle osservazioni, che tra l'altro devono essere valutate come necessarie dal terzo del Senato, che ci vuole una certa maggioranza per dire sì, vogliamo dire qualcosa. Poi il Senato ha 30 giorni di tempo per dire qualcosa, che è pochissimo, e poi cosa se ne fa la Camera di queste valutazioni? Quello che vuole. Quindi in sostanza abbiamo una Camera dei Deputati che fa le leggi che desidera senza avere dei limiti da parte del Senato, perché in concreto opererà in piena libertà. Per carità, questo porta ad una maggior schiettezza del procedimento legislativo, però con vantaggi e svantaggi. Allora, l'articolo 70 avete sentito che è molto contestato, perché stabilisce tutta una serie di procedimenti speciali per vari tipi di norme. Quindi se è una legge di bilancio c'è un procedimento, se è una legge di ambito c'è un altro procedimento. Da 3 righe che prima era l'articolo 70, adesso abbiamo l'articolo 70 molto complesso che disciplina un gran numero di procedimenti legislativi. Non vi faccio la relazione del diritto costituzionale, che queste sono cose che avete già sentito per i telegiornali e possiamo andare avanti. Allora, abbiamo detto procedimento dove la Camera è padrona e è una cosa ancora più veloce, ovvero i cosiddetti procedimenti di legislativo alla certa. Allora, state attenti a questa cosa, perché è un po' determinante per capire cosa accadrà. Ovvero, il governo, se ritiene che una determinata legge sia essenziale per il completamento e concretizzarsi questo programma di governo, può stabilire che questa legge venga iscritta ai lavori della Camera entro 5 giorni e poi entro 70 giorni successivi si deve arrivare alla legge approvata dalla Camera. Cosa vuol dire? Che il governo
indica alla Camera ciò su cui la Camera deve lavorare. Allora abbiamo senz'altro un procedimento spedito e un procedimento però indicato direttamente per come deve venire dal governo. Allora, questo aspetto che per chi non è addetto ai lavori può sembrare influente, può sembrare una cosa incolore, in realtà è molto delicato, perché noi sappiamo che il governo di quello che è il nostro Stato, la nostra Repubblica Italiana democratica e parlamentare, prevede una netta distinzione dei poteri, ovvero il Parlamento deve essere lasciato legiferare con i suoi tempi, con le sue autonomie e secondo le sue stesse indicazioni. Ciò che adesso viene molto criticato per i decreti legge che il governo impone in maniera continuativa, indicando egli stesso su cosa il Parlamento deve operare, diventeranno una cosa normale questo provvedimento a data certa. Bene, allora vado avanti velocemente, sempre su cose noiose, così abbiamo finito a parte i concetti. Allora, la riforma, oltre a questo aspetto della produzione normativa, incide anche sulle autonomie territoriali. Cosa vuol dire? Incide su quello che è l'assetto regionale. Intanto, una cosa fondamentale, le regioni vengono toccate tutte tra le regioni statuto speciali, quindi le regioni statuto speciale restano invariate in tutte le loro prerogative e in tutte le loro facoltà. Mentre, per quanto riguarda le regioni ordinarie, abbiamo un accentramento di competenze in capo allo Stato. Il problema principale è che alcune materie dove prima Stato e Regioni potevano legiferare contemporaneamente non esisteranno più, non esiste più questa competenza cosiddetta concorrente. Vi è un netto spostamento delle competenze al centro, quindi lo Stato assume molte competenze, lascia alle regioni molto meno spazio e secondo questo principio c'erano due cose che stonano un po' perché sono incongruenti, ovvero che ci sono alcune materie dove lo Stato fa una disciplina generale di principio e lascia alle regioni la disciplina di dettaglio. Allora, questo sistema, per verità, ha due aspetti. Allora, coloro che sostengono le regioni si dicono, è molto positivo che lo Stato disciplini aspetti generali e poi le regioni vadano sul specifico. Sì, però se scopo della riforma era eliminare il contenzioso tra Stato e regioni, la formulazione molto generica di questi ambiti sarà idonea a creare molto contenzioso tra regioni e Stato. Altra cosa, vi è una norma in questo assetto degli enti locali, la quale stabilisce che lo Stato, anche nelle residue competenze regionali, può decidere e avocare in sé le decisioni della legiferazione quando ciò sia necessario per un'unità giuridica, economico e interesse del Paese. Allora, principi molto positivi, che però sono idonei a permettere allo Stato di saltare a più pari quella che era la concertazione con gli enti locali. Cosa vuol dire? Che se si decide a Roma di fare il classico inceneritore o l'opera o la struttura, l'inceneritore di determinata zona, questo viene fatto perché lo Stato ha deciso, non vengono interpellati gli enti locali
ci troveremo con quest'opera, lo Stato manda l'esercito e abbiamo l'opera. Allora, tutto ciò è senz'altro positivo, se vogliamo, la velocità di esecuzione di queste opere, però rischia di essere un passare sopra alle varie realtà locali, alle esigenze delle realtà locali. Allora, direi che questi sono un po' i punti fondamentali. Adesso lascerei la parola alla senatrice Celentini, che ci farà un discorso anche portando un po' la sua esperienza di senatrice, e dopo vediamo di integrare gli argomenti con ciò che più vi può interessare, dove avete maggiore esigenza di essere informati e qualche domanda, insomma. Bene, scusate se sono stato nervoso, però ho dovuto introdurre un attimo questi argomenti per poi permetterci di avere uno scambio di opinioni. Grazie, avvocato. Cedo subito il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Spero, non so, ditemi voi, mi è concesso di essere l'avvocato del diavolo, oppure, non so, ditemi voi, poi fermatemi appunto se qualcosa non è chiaro, oppure se insomma volete la vostra opinione. Io da dove parto? Io partirei con una domanda da farvi a voi. Perché si fa questa riforma costituzionale, secondo voi? Non so, in generale, perché viene fatta questa riforma costituzionale? Non so, una voce piano piano, tranquillamente, insomma, vero? Bravo. Pure? Direi che è un'esigenza più europea che italiana. Bravo. No, allora io adesso qua vi dico che loro ci dicono, l'ha letto l'avvocato, e ha detto appunto per adeguarci alla governance, però alla governance sovrastrutturale, cioè all'esterno di quello che è la nostra sovranità nazionale, alla governance europea. Però noi vediamo che nei nostri mezzi di comunicazione ci dicono bisogna eliminare il bicameralismo perfetto, questo è, e poi contenere i costi. Voi insomma, io non ho qua stasera, ecco, l'unica cosa che non ho portato è il quesito referendario, no? Quello che insomma il motivo per cui noi andiamo a votare. Allora, fine del bicameralismo perfetto, adesso ci hanno spiegato che non è così, e poi la riduzione dei costi e l'abolizione del CNEL e la riforma del titolo quinto. Allora, da dove partiamo? Partiamo intanto dalla nostra Costituzione, nata da 2 guerre, e partiamo dall'articolo 1 che conosciamo tutti: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E qui c'è tutto. Noi ci siamo trovati dopo fine 800, dove vigeva il mercato del liberismo, e le economie sono andate a configgere, sono nate le guerre, e noi insomma siamo italiani, io ho avuto il nonno e ognuno di noi ha i nostri avi che hanno combattuto in guerra, e quindi noi siamo figli di questa Costituzione. C'è poco da fare, ci siamo, i nostri padri costituenti ci hanno dato questa Costituzione perché noi vivessimo in modo civile, democratico, e ci rispettassimo tutti, e con una crescita economica che uno doveva provvedere alla propria famiglia, questo è assunto, e in modo democratico e soprattutto nel rispetto e nel valore dell'economia. E quindi questi sono i principi cardini fondamentali della nostra Costituzione. Adesso ci dicono che dobbiamo cambiarla, che dobbiamo essere veloci, che questi bicameralismo che ci hanno dato i nostri padri
non va bene perché ci rende lenti perché c'è la doppia approvazione. Io sono in Senato dal 2013 e ho visto di tutto e di più, che vorrei farvi un elenco delle cose, perché io mi scuso tutto, e poi correggetemi. Allora, noi abbiamo visto l'abolizione dell'articolo 18, abbiamo non so quanti decreti salva IVA, la legge per la perforazione in mare, che poi insomma c'è stato, poi abbiamo fatto la legge della riforma del lavoro, gli esodati, la riforma a scuola, il Jobs Act, la riforma costituzionale e l'Italicum. Guardate che cose ne abbiamo fatto in questa legislatura, quindi senso dire che siamo lenti, non ci credo, sono cose che abbiamo fatto, io ve le ho elencate e quindi diciamo che se c'è la volontà politica si possono fare. Ecco, ritornando a noi, io dico che questa riforma costituzionale principalmente viene fatta perché viviamo un momento di crisi profondissima. C'è poco da fare, anche qui ho i dati e nessuno mi può contestare perché mi sono presa da dire su un ultimo bellissimo libro dove dice insomma che noi viviamo, però ripeto, sono dati certi perché io ho partecipato alla commissione bilancio, la legge di stabilità 2014 dove me la sono fatta tutta e quindi ho visto noi è la legge principale dello Stato dove poi si va a decretare la legge economica, cioè quello che saranno poi le imposte, tasse e tutto quanto, e insomma dare a avere la partita doppia del nostro Stato. E quindi ho visto, noi si basa su questi fondamentali e si è visto, lo ha detto lo stesso Padoan ancora nel 2014, ha detto che noi viviamo la peggior crisi economica dal dopoguerra in qua. E quindi forse il motivo c'è anche di dire che vogliamo cambiare la Costituzione perché vorremmo uscire da questa crisi. Però l'abbiamo visto, insomma, cose sono state fatte e quindi dovremmo già essere fuori da questa crisi di cui no? Le abbiamo fatte dal 2013 che siamo là, ne abbiamo fatte di cose, però io penso che e quindi io la metto proprio nel focus economico perché mi piace, anche perché io non sono una politica di professione, sono approdata lì e quindi mi capisco perché insomma vengo anch'io dal mondo del lavoro e dico se questa riforma costituzionale mi serve per far sta bene tutti noi, venga, però io penso che insomma i dati mi fanno chiaro, la riforma non ci dà questa via d'uscita e non lo dico io, insomma lo dicono fior di economisti e credo che rientri tutto appunto in quella che è il primo articolo che abbiamo letto che noi dobbiamo sottostare alle direttive europee. Io qui posso confermare che il 70% delle leggi che discutiamo in Parlamento arrivano dall'Unione Europea. Allora, abbiamo visto che il bicameralismo tendenzialmente diventa molto più complesso perché ci sono circa 10 forme abbiamo visto che la crisi, se andiamo a scolpire un po' di parlamentari, ci dovrebbe far stare tutti meglio. Io vi ho portato i dati, insomma, che in teoria non è così. Perdiamo. C'è un accentramento del potere a Roma, al governo. La nostra Costituzione poi non varrà più il principio cardine delle tre divisioni fondamentali: l'esecutivo, il re, il Parlamento fa le leggi e la magistratura controlla. Ce l'ha detto l'avvocato, c'è questo accentramento. Nel 2001 abbiamo potenziato le regioni con la riforma del titolo giusto, adesso il governo centrale di Roma tocca a sé tutto di nuovo e quindi è un regredire ante 2001, insomma a tutte le battaglie pre-riforma del titolo quinto. Io credo che il problema sia tutt'altro, non so se ve lo posso dire, insomma io vi dico la mia visione. La visione è che noi, qui c'è il dato perché poi appunto vi porto i dati,
Questo è il nostro PIL nazionale, qui è non si vede, scusatemi se non ho, dal 1950 al 2013. Come vedete il nostro PIL, il nostro debito pubblico PIL non è diminuito, è salito. Diciamo che il punto di svolta è il divorzio Banca Italia, 1981, divorzio Banca Italia e Ministero. Quindi anche qui si conferma che la nostra crisi, insomma, è antecedente, insomma, che ha un percorso lungo e quindi volendo cambiare la Costituzione non credo questa sia la via. Il discorso principale che bisogna dire è che noi dall'Unione Europea, dall'entrata dell'Italia all'Unione Europea nel 2001, abbiamo votato la moneta unica, quindi abbiamo tre grandi nazioni fondanti, Italia, Francia e Germania, che hanno voluto fondare senza chiederci niente e noi in questa fase abbiamo ceduto la nostra sovranità principalmente. Quindi lo Stato che deve formarsi di sovranità, popolo e territorio ne abbiamo già ceduta una e rimane popolo e territorio. Diciamo che cedere ulteriore sovranità a questi poteri o comunque che decidono molto, perché come vi ripeto il 70% delle nostre normative arriva da Bruxelles e non facciamo altro che rettificarle, comporta delle decisioni poi ricadute su tutti noi. Faccio solo qualche esempio, che ne so, le mele che devono essere di una certa misura. Adesso abbiamo approvato l'ultima direttiva che riguarda la tutela dei vini, però con dei parametri di tutto il comparto viticoltore, insomma, sono delle direttive che calano da Bruxelles e poi ci arrivano qua. Inserendo questo in Costituzione, noi non potremo mai più dire no, il Parlamento lo inserisce, come ha detto il nostro avvocato, lo inserisce il termine preciso che noi per l'articolo 117 insegniamo all'Unione Europea, cioè fino adesso c'era un livello quasi di parità, perché l'articolo 11 ce lo dice, della Costituzione, e c'è un livello di parità tra la normativa europea e la nostra, che non deve andare in contrasto. Qui, in questa riforma, invece si dice che noi diamo il primatus all'Unione Europea di fare leggi e in secondo piano lottiamo la nostra Costituzione, ma questo si sancisce proprio si mette il sigillo su tutto quanto. Ecco, allora, divagando un po', insomma, si è capito che questa non è una riforma che ci dà velocità, perché risparmi non ce ne danno, perché ci dà qualche migliaia. Abbiamo visto che non possiamo più decidere, riforma del titolo quinto per noi è una cosa veramente devastante. Ma non so, voi siete tutti negozianti, cosa vuol dire? Vuol dire che già adesso centri commerciali, chi più ne ha più ne metta, poi dopodiché noi politici italiani non potremo più dire no, tuteliamo questo, tuteliamo l'altro. Non è mai successo, insomma, che siamo stati tutelati. Com'è? Non è mai successo che siamo stati tutelati. Appunto. I centri commerciali sono dappertutto. Ma poi sarà ancora, poi sarà sancito, che ne so, la si è corrotto, quella è la verità. No, il sistema è volutamente corrotto, ma esatto, quindi parlo di partecipanti statali. i partecipanti statali, ma sono non solo, insomma, parliamo degli stipendi parlamentari e non parliamo dei miliardi. Ma come bravissimo. Allora sono 5. Fino adesso chi è che ha governato questo paese? Hanno governato tutti da centro queste sono le situazioni. Siamo ultimi assieme alla Grecia, questa è la verità. Ma perché siamo ultimi? Ma te lo dica lei perché siamo ultimi. Perché ci siamo comportati bene in Parlamento e Senato. Ma perché non c'è il problema di bicameralismo o perché i politici hanno, secondo lei, solo... Sto parlando del sì e del no, sto parlando di quello che sta dicendo. Hai capito? Sembra che tutto adesso è andato tutto bene e dobbiamo conservarlo così.
Invece secondo me No, è tutto male. forse mi sono spiegata male, voglio dire, la nostra Costituzione ha dei pesi e contrappesi per difendere. Non sono stati esercitati bene. Non sono stati esercitati bene, ma sono pienamente Il d'accordo. sistema politico Ma non attuale io detto che sono stato entrare l'Unione Europea. Costituzione o non Costituzione? No. Questo sistema politico che abbiamo ha distrutto il paese a prescindere dalla Costituzione. Sì, proprio Perché se volevate fare le leggi in fretta potevate. sì, ma voi E l'ostruzionismo avviene proprio in questi palleggi che voi fate tra Camera e Senato, le leggi vengono Non è distolte. certo colpa dell'Unione Europea. No. dello No, Stato è colpa dell'Unione Europea e vi dico anche perché per noi siamo entrati in una gabbia in questa gabbia che è l'euro e quindi non si ha più la svalutazione dell'euro. Cioè nel senso che noi adesso abbiamo informato i prezzi, abbiamo stabilito che l'euro deve essere unico e però abbiamo lasciato liberi gli stati di avere una tassazione diversa, di avere tutto quanto diverso, un'economia diversa. Quindi voglio dire, è come dire uno dopo, no, che si mette a correre con uno che si allena da una vita. È logico che chi non ha i mezzi non potrà mai concorrere con questi altri paesi. E quindi è chiaro il messaggio. Il messaggio è che noi dobbiamo seguire ancora più velocemente le direttive europee e lo viene sancito nell'articolo 117 della Costituzione, viene sancito nell'articolo 55, il pago della nuova, e viene sancito nell'articolo 70. Se volete ve li leggo. Posso fare un attimo riprendermi alla critica che ha fatto, che era come tutte le critiche che piacciono e sono stimolanti. Allora, indubbiamente il disappunto che lei esprime adesso per certi aspetti è stato più visibile. Non dimentichiamoci che con questa Costituzione, con questo sistema, abbiamo avuto quello che sono stati anche il cosiddetto miracolo nato da lei, nato buono. Passato c'è stato però con questa struttura costituzionale, con questo bicameralismo. Quindi proprio da buttare non è, ci sono delle pericolose deviazioni per cui anche questa Costituzione può essere senz'altro migliorata. Non dico certo di no, penso che sia una cosa condivisibile. Bene, allora teniamo presente una cosa. Una serata come questa, uno mi fece la domanda e mi disse: sono laureato in giurisprudenza, sono figlio dell'Europa, sono stato in Germania, sono stato qua, qua siamo critici da un bicameralismo come stiamo praticando adesso, e la maestra dell'oggi c'è la tecnologia, la istituzione non c'è le reti di internet, perfetto, benissimo. E dov'è che è nata tutta questa tecnologia, internet, Facebook, eccetera, come accentrato negli Stati Uniti? E gli Stati Uniti sono uno dei pochi stati che hanno il bicameralismo. Allora non è che il bicameralismo funzioni. Sono altri problemi, senz'altro dobbiamo intervenire. Uno dei problemi fondamentali è strettamente collegato alla Costituzione, ed è quello che i costituzionalisti dicono essere uno degli aspetti importanti, ovvero la legge elettorale. Perché se abbiamo una Costituzione, qualunque essa sia, questa o la prossima, e abbiamo elenchi di persone che vengono scegliate, che scelgono i partiti, si crea un disastro con qualunque sistema esso sia, perché non saremo rappresentati e faremo ciò che vogliono i partiti, non ciò che noi vogliamo sia fatto. Quindi questo è il nostro problema. E qua ci colleghiamo alle nuove leggi elettorali, alle nuove leggi elettorali e alle regolarità. Attenzione quindi a criticare il bicameralismo, perché diciamo che l'importante purtroppo è vero, sono le persone che eleggiamo, le persone che tante volte abbiamo anche la possibilità di eleggere. Quindi l'importanza fondamentale è nella legge elettorale. Dico una cosa: se resta, diciamo tra virgolette, ho sentito dei giudizi poco positivi della nostra classe politica, diamo per vero, anche se posso condividere o non condividere,
Diciamo, facciamo un esempio, la classe politica lavora male, non lavora secondo i nostri interessi, ok? Se questo che c'è adesso con l'unicameralismo lo portiamo con un nuovo sistema è il suicidio. Abbiamo tolto, ogni freno alla macchina, a me la Costituzione, così, con l'unicameralismo. Personalmente, anche non piace più tanto, ma questo bicameralismo vecchio che hanno voluto fare i costituenti è l'unica cosa che ha bloccato le porcherie. Perché ogni porcheria che c'è stata in Italia l'ha bloccata la santa lentezza. La velocità frega la parte debole. La comunità europea, chiunque, quando vuole fregare la parte debole, mette fretta, firma un contratto assicurativo. Fai questo, fai quell'altro, si è presi dalla fretta e si votano cose sbagliate. Quindi questa lentezza imposta dal bicameralismo è una lentezza voluta dai costituenti e ripeto, quello che ci ha salvato. Se noi non sistemiamo questi problemi, altro che il bicameralismo ci vuole. Adesso, se capita in mano di persone sbagliate, questo Stato, noi dal 1 luglio al 30 settembre ci diamo una sanità pubblica. La sanità è appannaggio della Camera dei Deputati. Con il nuovo sistema elettorale la maggioranza viene data al partito che il secondo turno ha qualsiasi numero di voti. Quindi noi ci troviamo per la maggioranza della Camera qualsiasi partito esso sia, di destra e di sinistra, che può fare quello che vuole. Elegge il capo del governo, fa le leggi che desiderano. Quindi velocità, se cade nelle mani sbagliate è un suicidio. Questo è pericoloso. Vogliamo essere veloci, prima dobbiamo fare piazza pulita del sistema. Prima ci vuole una legge elettorale che stabilisca un sistema diretto di elezione dei rappresentanti. E attenzione, perché vi dico adesso, facciamo un'altra cosa teorica. Ragazzi, qua, signori, la Costituzione, il testo costituzionale, è scritto in questo modo. Io come avvocato mi occupo di diretti vendita. Come faccio contratti per casi farmaceutiche? E io non studio le regole del diritto, io studio come fonte la controparte contrattuale. Perché questo noi dobbiamo fare. Dobbiamo presentare dei contratti che sembrano belli, che la controparte di firma, io vorrei evitare che la controparte firma dei contratti pessimi. Non vi dico cose nuove. Quando mi danno una polizza assicurativa, che bello, sono assicurato su tutto, lei con discontinuità, caspita, il capo del sinistro e non mi paga, così bella, c'è sempre soltanto, la tasca del niente, siete assicurati su tutto. Questa Costituzione, 3 righe, deve 60, pensate di avere 60 righe di diritti, mi ha tolto tutto quello che non c'è in 60 righe. Attenzione, è una Costituzione edicola nuova, è bellissima, è velocissima, è splendida. Però, signori, non c'è un controllo. Anzi, ho detto una sciocchezza, come non c'è controllo? C'è il controllo, c'è la comunità europea. Esatto. Posso dire una cosa? Siccome c'è riferimento ai centri commerciali, no? E qua siamo tutti commerciali. Chi è che ha concesso la proliferazione dei centri commerciali? Perfetto, vi dico subito. Allora, il discorso è lungo, adesso io per carità non voglio, però voglio dire, ci sono molta della gente sta qua, ma sta male con l'effetto dei centri commerciali che ogni comune decide di fare al confine dell'altro comune. E diciamo che non sono stati tutelati, ma non sono solo i particolari commercianti, qui è tutta la parte concreta che lavora dell'Italia che soffre. E quindi sicuramente, ma perché voi siete lavoratori, c'è poco da fare, voi siete lavoratori, non siete stati tutelati. Come vedete, il problema è che c'è l'accentramento del potere. Il potere che si accentra cosa vuol dire? Che i piccoli non potranno mai concorrere, facciamo l'esempio del negozio con il centro commerciale. Il negozietto non potrà mai concorrere con un centro commerciale. Questo è parissiano, è logico. Allora, cosa si doveva fare? Noi non l'abbiamo più potuto fare, i politici nostri non l'hanno più potuto fare dall'amministratore locale, provinciale, regionale e poi
nazionale non ha più potuto farlo perché ci siamo adeguati alle regole europee. Perciò se io non avevo le regole europee e sono un politico qua, pensiamo alla regione, io sono un politico della regione, dico il Veneto non lavora la domenica, non lavora di notte e non lavora e deve rispettare degli orari. Se io ho la mia sovranità la faccio, ma siccome noi adesso sapete che c'è la direttiva poi che sta ancora... Il centro commerciale deve chiudere la domenica, per esempio, giusto? Questa è una cosa che sta già avvenendo in Germania, in altri paesi, proprio per... giusto? Chi è che lo decide? Lo Stato o lo sta decidendo la regione o il comune? Chi lo sta decidendo? Lo decide lo Stato, ma perché anche la regione lo decide. Allora noi non dobbiamo accentrare ancora di più il potere, noi dobbiamo dare invece il contrario, dobbiamo dare più potere alle realtà locali. Invece in questa direzione di questa riforma, no, fino adesso si è andato verso il sud del vertice della piramide e anche economica si è andato verso quindi l'accentramento del potere finanziario verso pochi e adesso si dà anche l'accentramento politico in mano a pochi. Quello che la nostra Costituzione invece ha sempre detto il contrario, che ci deve essere una equa distribuzione, perché questo io volevo dire. In sostanza è questo, noi dobbiamo dare una equa distribuzione in modo che la nostra, e lo dice chiaro la nostra Costituzione, tutti devono stare bene, devono dare dignità al lavoro e tutti devono concorrere naturalmente a formare, ma soprattutto devono avere loro un valore di risparmio e per mantenere la loro famiglia, lo dice chiaramente. Siamo tutti contenti dello status quo, ma il problema è quello che volevo spiegarvi prima, il problema nostro economico arriva in primis dal 1981 con la divisione Banca d'Italia Tesoro. Cosa faceva? Cerco di spiegarmi in modo semplice. Prima no, noi avevamo i nostri politici, avevamo il Ministero, poi la Commissione bilancio che faceva la legge di stabilità e decideva prima, naturalmente, ante il 2012, quando non era ancora entrato in Costituzione il pareggio di bilancio, io che ero legislatore a Roma, prima 1981, dovevo fare la legge, allora dicevo quest'anno devo far entrare 100 miliardi perché ne devo spendere, 2000 miliardi perché devo rifare le strade, i ponti, le scuole e lo potevo fare e qui andavo come a finanziarmi come Stato, andava il Ministero che metteva in concomitanza perché lavoravano sempre con la Banca d'Italia, mettevano i voti e tutti noi compravamo e allora lo Stato e la Banca d'Italia prestatore di ultima istanza. Cosa vuol dire? Che se andavano su troppo gli interessi, quindi mi indebitavo io come Stato, la Banca d'Italia cercava di tenere equi gli interessi. E di porto Banca d'Italia lo Stato per dire finanzo le scuole, do i soldi ai commercianti perché possono strutturare tutto quello che fece di tutto e non posso più andare a mettere bot e chiedere che la Banca d'Italia lo faccia equilibrando gli interessi. Devo rivolgermi al mercato privato, perché le banche devo finanziarle attraverso le banche che possono sparare tutti gli interessi. Infatti il nostro debito pubblico sale da là e questo è stato il primo passo della nostra perdita di sovranità. E poi ci hanno messo, che arriva tutto oggi, su passetto per passetto siamo arrivati a questa. E questa è la chiusura del cerchio, dico io, con questa riforma. E poi c'è stato Monti che ci ha mercato l'Unione Europea. Allora, come ho detto prima, abbiamo tre stati, Francia, Italia e Germania, che fondano l'Unione Europea. Noi eravamo lo Stato con un debito più alto di tutti. Ci hanno fatto entrare lo stesso, diciamo, gli altri paesi minoritari, però i fondatori siamo noi. E sapevano benissimo che noi avevamo un debito che non era del 60% rispetto al PIL, eravamo già superiori perché abbiamo visto il debito sale dal 1981. Allora poi
noi cominciamo a indebitarci sempre di più perché ci rivolgiamo al mercato. È come uno che va dall'usuraio, no? Bisogno di soldi, va dall'usuraio che ti dà un tasso di interesse pazzesco e non potrai mai liberarti, è una concatenazione di fatti. Esatto. Poi aderiamo all'Unione Europea, noi aderiamo e cambio fisso, non possiamo più, abbiamo una perdita. Questo bellissimo libro che io ho tratto, che dice proprio, che racconta, noi abbiamo perso un quarto della nostra produzione industriale entrando nell'euro, un quarto della nostra produzione industriale, il 25% è andato, se non anche il 30%. E lo dice questo bellissimo libro che sto leggendo, che non si pensa, perché adesso ci dicono no, ma perché il terziario riuscirà a sopperire a quella mancanza di manifatturiera industriale che abbiamo perso. Invece non è vero, perché noi siamo passati dal 1993 che avevamo la manifatturiera al 20,1, al 2013 siamo al 14,9. Manifatturiera intendo industria che produce, e dicono ma tanto voi italiani sopperite con i servizi, quindi con i negozi e tutto il resto. Ma invece i dati scientifici, statistici dicono che non basta, ci vuole un'industria. Un'industria cosa vuol dire? Vuol dire che c'è l'operaio, vuol dire che c'è l'impiegato che prende lo stipendio, che poi va bene da voi, che si compra il vestito, che si compra la casa, che si compra i cappelli, che si compra tutto. Se noi chiudiamo la nostra manifatturiera, cioè tutto il nostro quartiere industriale, è logico che è cascata nei secoli tutti, e non ci possono venire a dire che col terziario riusciamo a sopperire a questa mancanza, non è vero. Allora, come lo spiegava bene il professor Amoroso, che io ho letto anche il suo libro, diceva allora, entrando nell'Unione Europea è una torta, la torta sono le industrie, no? È la torta è il nostro prodotto, quello che tutti noi lavoriamo e produciamo. E entrando nell'Unione Europea consumiamo sempre quello e produciamo quello, però le fette vengono divise diversamente. Cosa vuol dire? Faccio questo esempio perché è chiaro. Vuol dire che qualcuno vede di ridurre la propria fetta di torta e qualcun altro invece prende quel pezzo che avevo io. Quindi se noi abbiamo perso un quarto della nostra produzione, il 30% della nostra produzione industriale, qualcun altro se l'è preso. E andiamo a vedere i dati. Chi è secondo voi che si è preso? Il nostro, che ha il surplus la Germania, il surplus commerciale più alto del mondo, ma non dell'Europa, del mondo. È la Germania. La Germania, l'ultimo dato del giornale Milano Finanza della scorsa settimana, ha un surplus delle partite correnti che è circa del 9%. Al 6% i trattati dell'Unione Europea prevede sanzioni, però nessuno dice niente. Sanzionano sempre l'Italia, perché tutte quelle leggi che facciamo noi è perché siamo sempre lì a rincorrere e non è sanzionano. Noi siamo sempre sanzionati. Esatto. Che vuol dire il PIL è il 9% del PIL. Per questo era Milano Finanza la scorsa settimana. Vuol dire 300 miliardi. Questi sono in mano al ministro delle finanze inglese Wolfgang Schäuble. Cosa vuol dire? Che quella fetta di torta, no, che l'economista Amoroso ci spiega, noi la nostra torta, la nostra fettina si è ridotta al lumicino, qualcun altro se l'è presa. E non per niente tutti comprano prodotti, vai da qualsiasi negozio, io devo cambiare il forno e mi propongono il prodotto tedesco. E noi perché in questa gabbia, no, di prezzi siamo tutti dentro questa gabbia che è l'euro, prezzi fissi, cambio fisso, a non è conviene comprare il prodotto tedesco. Ha ricaduta tutte le nostre aziende che producono questo devono chiudere oppure devono delocalizzare. Nessuno può dire niente perché l'Unione Europea è fondata da stati che si impongono in concorrenza, perché il termine giusto è la concorrenza tra stati, e noi siamo il zoppo che dobbiamo correre. Noi abbiamo il topolino degli anni 30 e qualcuno c'ha la Ferrari. Capite che chi è che vince secondo voi? La gara di velocità? È logico che vince chi ha la Ferrari. E questa è l'economia dell'Unione Europea. Noi dobbiamo competere con queste. In più, in questo passaggio fino adesso è andata così, questo è palese. Noi siamo arrivati a questa crisi perché questo è così. E se qualcuno mi vuole smentire, me lo dico perché io li porto in testa. È così. Noi abbiamo subito una concorrenza sleale con il cambio fisso.
quindi non possiamo più svalutare la nostra vita e essere concorrenti. Io sono vecchia, io mi ricordo che negli anni 90 investii in marchi, perché tutti volevano i marchi, io investii anch'io in marchi perché c'era la corsa, e infatti il loro prezzo è andato alle stelle. Il marco era andato su, io avevo una bella cifretta, avevo le mie azioni di Telecom, le vendetti perché volevo comprarmi i marchi, perché stavano salendo, perché questo? Perché tutti chiedevano i marchi tedeschi. E io l'ho vissuta la bolla degli anni 90, e loro cosa hanno pensato bene? Hanno pensato bene di rendere i cambi fissi, no? Così il loro prezzo non saliva più e tutti noi dovevamo livellarci al loro livello e così non potevamo più essere concorrenziali. Questo è il sunto, io non so come dirlo agli italiani. Questo è il problema economico che abbiamo vissuto fino adesso, economico, che c'è tutto. E adesso però ci dicono anche di riformare la Costituzione perché dobbiamo inserire dentro. È così la realtà, se non è, io vi porto i testi, è così, non mi guardate come un extraterrestre, però è così. Allora voglio dire, fino adesso quello economico è andato così, e lo vediamo tutti, che noi non decidiamo più niente. Adesso dicono anche, no, nel momento in cui inserite dentro l'Unione Europea, perché leggiamo, io vorrei fare la riforma, leggiamo cosa dice l'articolo 117, leggiamo cosa dice l'articolo, se volete lo leggiamo, eccola qua, lo leggiamo fatta. Leggiamo cosa dice l'articolo 70, proprio dovete leggerlo, perché non sto raccontando storie. Andatevelo a leggere, e adesso fino il potere economico è andato così, adesso chiudiamo il centro col potere politico, lo accentriamo tutto da Bruxelles e voi non potete più dire su tutte le direttive che poi ci verranno imposte. No, io sto lottando per questo, perché io mi sento italiana, ma veramente sono orgogliosa di essere. Io avevo un'attività prima di entrare in Senato, io ho lavorato, ho sempre lavorato, quindi sono dalla parte dei lavoratori. Si può fare la riforma, l'ho spiegato l'avvocato sicuramente, ma questa non è una riforma. Quindi lei consiglia di uscire dall'euro? Sì. Ma senza ombra di dubbio, io sono dell'età anni 60, io ho vissuto negli anni 70, 80 e 90, io ho vissuto con la lira in tasca. Noi abbiamo avuto un boom economico fino al 1981, e noi avevamo un prodotto interno lordo che viaggiava al 4, al 5, il Veneto viaggiava al 7, e che non me lo vengano a dire. Noi avevamo qui, eravamo la locomotiva d'Italia. Perché eravamo la locomotiva d'Italia? Perché eravamo concorrenziali. Eravamo noi che dovevamo esportare in tutta Europa. Ma io non sono mai stata per l'indipendenza, ma a questo punto sì, è che non ce lo lasceranno, non ce lo lasceranno mai fare. Però voglio dire, il problema economico che c'è, e che l'abbiamo sentito tutti, perché è impressionante. Allora, se noi anche adesso blocchiamo, anche entriamo nella gabbia, allora ci hanno messo in una gabbia nel sistema economico, adesso ci metteranno dentro una gabbia nel sistema politico. Ciò vuol dire che il governatore, che ne so, il prossimo governatore della regione, anche che fa chiudere i centri commerciali o cambiare orario, sarà sempre meno libertà. E invece noi abbiamo bisogno della lotta, dobbiamo lottare per ottenere lo posto, perché dobbiamo invece ribadire i nostri diritti. Come si può fare di vivere solo ai centri commerciali? Come si può fare? Io vorrei farvi un esempio che è aberrante, sta distruggendo, ma non lo faccio perché non posso farlo, devo citare. Però li vediamo, questi centri commerciali sono dei mostri. Sono dei mostri che non... Sì, adesso avete approvato la legge, avete massacrato le partite IVA, per esempio. No, poi attenzione, l'Unione Europea... Allora io vi dico a voi commercianti che vi riguarda, e io l'ho votato... Parlo delle partite IVA dove uno è un prestatore d'opera personale, non sto parlando di... Allora vi dico che abbiamo questa spada di Damocle che soprattutto riguarda tutti i cittadini. Io ho votato contro per mettere le norme di salvaguardia, Next. le norme di salvaguardia per bloccare l'aumento dell'IVA. Io ho votato per bloccarla,
che scadono nell'età 17. Sapete quanto vogliono portare l'IVA? La vogliono portare al 25%, cosa vuol dire 25% di un prodotto che se ne va in IVA? E secondo voi perché chiedono questo? Perché siccome l'economia, quella che vi dicevo prima, domani fattoriera, abbiamo un crollo pazzesco, mantenere lo Stato costa X, siccome abbiamo approvato l'articolo 81 in Costituzione, tanto entra, tanto spende, quello è il le problema. entrate dello Stato stanno scendendo in maniera spaventosa, e mantenere un certo livello di welfare, si chiama così, non è il nostro welfare, dobbiamo mantenerlo, e costa tantissimo, non abbiamo più un'industria che produce, che paga le tasse, e quindi si dovranno aumentare ancora di più per l'effetto di quell'inserimento 2012 del pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi entra 100, deve spendere 100, se spendo 101 l'Europa ci sanziona, se spendiamo 101 rispetto a 100 l'Europa si sanziona, se spendiamo di più. In più abbiamo il fiscal compact, abbiamo il fiscal compact che anche queste qua, le norme di salvaguardia arrivano fino al 2017, dopodiché quel Parlamento si proroga ancora, oppure dopo tasse che abbiamo anche da pagare quel 5% di esubero del 60% del debito PIL che deve essere diminuito di anno in anno del 5% e che li hanno valutati intorno ai altri 55, dai 45 ai 55 miliardi in più che vanno inseriti dopo la legge di stabilità, e quindi voglio dire, è tutto un ciclo questo, ma non si può, uno non esclude l'altro, quindi dobbiamo decidere seriamente cosa dobbiamo fare. Adesso, giustamente, uno è libero, ma io sono uno libero di votare quello che vuole, io vi dico la mia opinione, vi dico la mia esperienza, avendo fatto, perché sono come il cane bastonale, mi hanno dato prima in commissione agricoltura, poi in commissione bilancio, poi in commissione giustizia, adesso in commissione ambiente, quindi forse anche grazie a questo mi sono fatta una visione a 360 gradi e ho capito anche come funziona la macchina dello Stato. Allora io non posso dire una cosa per un'altra, mi dispiace se vi dico che c'è stato un accentramento economico da qualcun altro che ci hanno depauperato e ci hanno distrutto un quarto della nostra economia manifatturiera, adesso vi dico che stanno portando di nuovo al vertice un accentramento del potere politico che poi sarà poi quello che deciderà. E quindi è la chiusura, ripeto, la chiusura dell'esempio. Ci sarebbe da disquisire per ore, qua sarebbe bello parlare con alcuni testi, però insomma era una serata così informativa, perché voglio dire, è una che è scritto Cottarelli, che è stato assunto come consulente. Il Cottarelli era quello che doveva tagliare, insomma, era quella persona messa là, la messa Renzi, però la messa. È stato fatto qualche cosa in quella direzione? Il governo, il governo non è stato. No, lui ha dato una relazione che poi è passata anche in commissione. Lei veramente pensa che la Germania che ci sta distruggendo siamo noi stessi che ci stiamo distruggendo? No, io penso che è una finanza internazionale, per me è una finanza internazionale che passa attraverso l'Unione Europea e che comunque l'Europa è a pari centro tedesco. E non me lo cito, quindi lo cito miliardi di flusso commerciale. No, si figuri. Cioè, se non abbiamo dei dati, non so, io dico che i tedeschi hanno venduto bene, ci hanno fatto concorrenza e sono stati bravi. L'Italia non va I tedeschi hanno stati male, colpa dei governi. Il governo italiano si fa questo non ha. Destra, sinistra, non si fa niente, è tutto uguale. Dovevano tutelarsi, ma dovevano tutelarsi nel momento in cui si doveva entrare nell'euro, che ci dovevano mettere dei parametri. Dovevano mettere dei parametri, non sono stati messi, siamo entrati così come l'agnello al macello. È stato un po' sbagliato, però tutto il resto ce lo siamo meritati. No, anche questo è un luogo comune che vogliono farci credere che noi siamo inferiori ad altri. Io non credo questo, mi dispiace. È un luogo comune questo, vuol dire che gli italiani che siamo, ricordate che si chiamavano i PIC, i tedeschi si chiamavano, erano i PIC, che vivevano al di sopra del nostro
del nostro reddito, cioè eravamo Ma siamo ancora difesa, perché se noi facciamo l'aggregato del risparmio privato, siamo meglio di tutti gli altri. Dato aggregato dei milioni allora facciamo così, chiediamo al governo una riforma Come costituzionale. mai non glielo stiamo dicendo all'Europa che dato aggregato? Perché se noi aggreghiamo il debito inglese con il loro PIL, giusto, viene fuori che hanno il 100%, non il 130%, come non il 140%. Sì, ultimamente d'accordo in questo, però allora perché non chiediamo invece che ci tuteli i lavoratori, che ti tuteli tutte le categorie, ti spegni perché intanto una nazione può fare anche debito pubblico, no? Il Giappone sono arrivati al 210%, prego. Mi consento una domanda, senatrice. Allora, per tornare al motivo per cui siamo qui, quindi parlando della Costituzione, tutti questi giorni abbiamo ancora di nuovo percepito varie campagne del sì e del no, pare che lunedì quando ci sveglieremo, che vinca il sì o che vinca il no sarà un disastro. Quindi c'è questo terrorismo psicologico dove comunque pare che se vincerà il no ci sarà un crollo totale dell'economia italiana e se vincerà il sì saremo salvi. Lei cosa ne pensa? Io ricordo un esempio perché siamo dentro in questo tritacarne, senza ombra di dubbio, questo è uno schiacciasassi e in Italia, ripeto, dovuto a tutti questi passaggi che abbiamo avuto nei decenni, siamo tutti in questo tritacarne. Allora io vi parlo solo 2000 lettera BCE 2011, ce la ricordiamo quella, no? Io non sono mai stata di quel partito, però adesso rileggendo la storia non possiamo dargli il significato che ha avuto. Allora, non essendo io, diciamo, non di parte, comunque voglio essere veramente scevra, libera da qualsiasi destra, sinistra, centro. No? Io infatti sono battitore libero, sono una ribelle come voi, quindi mi hanno sempre detto che tu sei una ribelle. E voglio dire, lettera BCE 2011, il nostro presidente di allora, meriti e demeriti, non andiamo a staccare, non ci interessa in questo momento, gli arriva una lettera e non ti dimentichi, o te ne vai, poi noi ti mandiamo lo spread a 600, è arrivato quasi a 600. E questo è un fatto, allora diciamo i fatti della storia. Sì, lui tenne duro, io ho letto l'ultimo libro che racconta tutto quel periodo storico, lui tenne duro finché attaccarono le aziende, riportarono le azioni dal 32 e riportarono al 7 che si dice, ma se no lui non voleva assolutamente, politicamente, troppo era incattabile. E quello è oggetto di inchiesta alla Procura di Trani. Sì, perché questa è la nostra storia, ecco, io non sto raccontando cavolate. Voglio dire, perché questa lettera della BCE? Perché non volevamo più contribuire a quel contenitore che si chiama Europa, che noi diamo ogni anno la bellezza di 8 miliardi. No, ma devo fare il percorso storico, adesso vi rispondo. Allora abbiamo già avuto questo esempio e loro ci hanno massacrato. Ci hanno massacrato portandoci lo spread, che lo spread anche qui ritorno, poi non datemi ragione per carità. Lo spread cos'è? Valori di titoli italiani tedeschi, cioè sempre lì, cioè il nostro valore, i nostri titoli pubblici con i titoli pubblici tedeschi, e questo è il metodo di paragone che usano. E adesso io non credo che ci sarà, perché tanto Renzi cosa fa? L'invasione delle cavallette, la devastazione totale non credo avverrà, perché non siamo sia che vinca il no, sia che vinca il sì. Se vince il sì però politicamente io dico non ce n'è, cioè, purtroppo ma il terrorismo ce l'hanno già fatto, e anche se ci mandano sullo spread, che vinca il no, ce lo mandano su un pochino, poi magari sicuramente ce lo mandano su, se vince il no. Se dice sì invece sono contenti perché poi verranno a invaderci. Quindi voglio dire, sicuramente ci saranno, però abbiamo
l'abbiamo superato, insomma, anche se ce lo mandano a 300, i tedeschi ce lo mandano a 3,50, insomma loro quello Da è. fare che si vinca il nostro sistema economico giusto perché le banche saranno comunque No, io c'ero quello che si percepisce dall'altra parte da chi ascolta la TV e legge i giornali, che se domani dovesse vincere il no, l'Italia va a scomparire. Cioè lei come risponde? no, assolutamente, è una vittoria del popolo. Dall'altra parte. Io sono per una parte, no, secondo me assolutamente mi sembra veramente una bella battaglia, perché per me sarà il mio non so per voi, uno lo festeggerà o lo piangerà. Per me se dice no è di nuovo un 25 aprile, perché vuol dire che noi prendiamo di nuovo in mano la nostra sovranità. Allora, posso rispondere all'ultima domanda? Dico che anche quelli no andranno. Allora, scusate un attimo. Io, se una persona è fisicamente sana, non si decide da un giorno all'altro, si decide se è vissuto bene, se ha delle patologie in corso da secoli, da anni, da mesi, non è che da un giorno all'altro si possono determinare dei cambiamenti in identità che sono relevante. Allora, soltanto per come è posta questa questione, è una questione pretestuosa, nel senso se abbiamo qualcosa che è sano e viene votato no, non vedo perché qualcosa di sano devi controllare. Se invece no, qualcosa è già dato, forse è il caso di saperlo e di sistemarlo. Allora, io mi ricordavo un attimo quello che ho sentito e cerco di riportarlo un po' sui passi della riforma, sul punto di riforma costituzionale, per poi lasciare le altre domande. Allora, io ho sentito dire, giustamente, perché sono cose che pensiamo tutti, che penso anch'io, cioè non è che adesso non siamo bene, non è che abbiamo visto belle cose dobbiamo ottenere questa situazione di fatto. Io negli ultimi anni, sinceramente, non so voi, ma vedo uno Stato che riconosco poco. Io 10 anni fa avevo iniziato la propria attività, qualche anno l'avvocato, ma sinceramente stavo molto meglio di adesso. Vedevo un contesto di ottimismo, un contesto dove c'erano soldi che giravano, entravano, uscivano, si spendeva, si faceva. Adesso non lo vedo, quindi perché devo votare no? Che c'è questa schifezza di situazione che viviamo. E allora, cos'è che non va? Sono cambiate tante cose. La Costituzione non è cambiata, sono cambiate tante cose anche forse di persone che ci hanno governati male, bene, che non si sta bene. Allora, adesso stiamo vivendo in un momento dove io sinceramente vedo accadere delle cose aberranti, delle cose legislativamente aberranti, ma prima che legislativamente aberranti, complessivamente aberranti. Ovvero, io quando 10 anni fa sentii dire che i negozi possono stare aperti la domenica, la notte, eccetera, che bello, io lavoro della notte, faccio i miei tempi, fatto di notte se lavorano, guardate che ho sentato di più. Detta così, alle persone normali può sembrare una cosa, poi magari in concreto non ha portato quello sviluppo economico e siete magari voi primi che ha funzionato questo sistema delle aperture, mi pare per dire no. Quindi tante cose che promosse come soluzioni appetibili poi trovano a danneggiare quello che è il vissuto della media impresa. Altro esempio, vediamo che da anni si inizia a dire attiriamo i capitali stranieri. Cosa vuol dire attirare i capitali stranieri? Beh, se il tedesco deve venire a fare spesa per il ministro, ben venga, se lo straniero viene a portare soldi, no. Attirare i capitali stranieri si è tradotto in far sì che le imprese italiane siano comprate dagli stranieri. Quindi, cosa c'è di positivo nell'attirare i capitali stranieri? 2 domenica fa, per il telegiornale che fa, ho visto che dopo l'Inter che è già passato con i cinesi, adesso tocca anche il Milan, sembra. Quindi noi stiamo facendo tutta una legislazione che deve attirare i capitali e gli investimenti stranieri che ci sta portando ad essere colonizzati da straniero. Quindi dove stiamo andando? Quindi io sinceramente
Adesso dico, c'è una situazione di fatto che non la trovo confacente, non la trovo quella che era la vecchia Italia. Questa riforma costituzionale, siccome queste politiche sono tutte di derivazione comunitaria, le politiche agricole e quant'altro, la riforma costituzionale non fa altro che confermare e permettere questo cambiamento che abbiamo avuto da anni, il cambiamento che adesso abbiamo e che può piacere o non piacere una normazione su come deve essere la frutta, dire in Italia devi produrre trasgenico piuttosto che biologico, non decidiamo più noi. Questi sono i cambiamenti che adesso vengono fatti in modo incostituzionale e legittimo. Se votiamo sì, avviamo questo sistema, state tranquilli che questa cosa continuerà come è adesso, votando sì. Il no può creare uno stop a questa situazione perché si renderanno conto che tutte queste pratiche che stanno mettendo in essere non potranno essere così tranquillamente continuate a devono fare. Centri commerciali sono una spinta del capitale internazionale che ha tutte queste aperture, quindi spregio totale del piccolo imprenditore, quello che è la media imprenditoria nazionale. Quindi tutto ciò il nostro apparato legislativo sta legiferando perché ci sono strutture sovranazionali che fanno pressione per far passare queste riforme. Guardate, non vedete banche d'affari straniere che hanno interesse in cosa? In grossi affari fatti su titoli di quant'altro. JP Morgan è stata sanzionata negli Stati Uniti per operazioni legate all'energia elettrica, mi pare. Allora, guarda caso, adesso lo Stato vuole entrare a sé tutte le fonti energetiche e la dotazione a livello nazionale per cosa? Già tutti i passi che ha dato a JP Morgan. Se vogliamo andare verso la finanza internazionale, andiamoci consci e andarci per piacere. Se vogliamo che ci siano ancora 300 anni, andiamoci però con un dite che votando sì si faceva questo, perché c'è chi sta bene, c'è chi non sta bene. Dobbiamo alzare il livello. Questo, la riforma costituzionale sta tutta qui, non c'è niente. Noi diventiamo una società controllata dall'Unione Europea. Se vi sta bene, votate sì, per i vostri interessi. Se non vi sta bene, votate no. Nulla vedrà, nulla è diverso. E adesso vi dico anche, allora, vediamo se lo trovo, perché qua ho miliardi di slide. Cioè cerco i dati di quello che dico, perché se no la chiacchiere. Va bene, allora devo leggere perché non trovo l'altro. Allora, Andrea Orlando ha detto, ospite della festa del Fatto Quotidiano, il 3 settembre 2016, oggi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia e economia. Oggi, sostanzialmente, questo lo trovate su YouTube, l'intervista che vedete in carne e ossa della persona. Oggi, sostanzialmente, i poteri sovranazionali si diranno bypassati dalle democrazie nazionali. Fatti che si determinano, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto. Faccio un esempio, la modifica passata abbastanza sotto silenzio dell'articolo 21 della Costituzione in merito al tema del pareggio di bilancio. Non fu il frutto di una discussione del Paese, ma fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea, più o meno ora lo tuttavia, disse o mettete questa clausola nella vostra Costituzione o chiudete i diritti e non ci sono istituti di mese. È una delle scelte che mi vergogno di più di aver fatto. Penso che sia stato un errore provare per modificare tanto il trimestre che comunque non è stabile, ma per il modo in cui si blocca quella modifica. Allora, signori, gli esempi sono migliaia, basta stare attenti. Mi è capitato
di avere solo 24 ore. Solo 24 ore facciamo fotocopia a chi vuole il rilascio. Allora, Pirelli. China voleva comprarsi Pirelli. Io dico, bello, più belli i vestiti che spegniamo così, facciamo festa. Allora, Pirelli gli articoli. E poi dico, bene. Allora leggo, il mercato si aspetta l'Europa Pirelli 7,1 miliardi. Sapete cos'è un'OPA? Io non lo sapevo, l'abbiamo così esperienza, non lo sapevo. È un'offerta pubblica di acquisto di titoli, è facile, è un procedimento regolamentato. Una società che vuole acquisire la maggioranza di una offerta pubblica di acquisto 7,1 miliardi. Che bello, farà bene questo capitale straniero che vedi. Poi il livello, il giorno dopo, sono 24 ore, che dice che 8 miliardi, perché non si sa mai, 7,1 con un po' di problemini diventano 8, sono garantiti da JP Morgan. Ok? La JP Morgan mette i piedi in Italia. Bene, io sono contento perché dai un organizzatore, però poi quando più lo Stato, che sapete da cinesi, io sto fuori a sentire la partita di italiani furbi che accettiamo queste cose. JP Morgan ha chiesto 4 miliardi a un credit di cofinanziamento del rischio. I nostri soldi, gli stranieri vengono a votarsi a toglierci l'impresa da sede con i nostri soldi, e sta tutto scritto. Quindi rendiamoci conto che questo che sta prendendo adesso è idoneo a mandare in galera tutti coloro che si sono prestati a questa operazione con questa Costituzione e con questo codice penale. Il codice penale ha già notificato perché tutte queste operazioni erano punibili se venivano fatte con violenza. Bene. È chiaro che non c'è violenza a fare le operazioni di alta finanza nelle stanze di Ginevra. Quindi noi bisogna anche sanzionare le persone che hanno agevolato le spoliazioni dei statali. Già stiamo parlando del codice penale. Se vogliamo sia riferente questa carica, è interesse lo faccia, se dice ancora di più. Per noi, piccoli e medi imprenditori, professionisti, piccole imprese, cosa cambia da lì? Niente. Noi apriremo le nostre attività, vedremo, e vi dico una cosa, sentite come ci prende in giro. Noi ci hanno liberalizzato le tariffe. Che bello, vedete, finalmente non capo di costa. Cosa è successo? Che gli avvocati che avevano il contratto con la banca da $500 milioni all'anno hanno portato 200.000 euro. Sono schiavi delle banche. Però si fanno con voi. Perché il cliente ti porta 400 pratiche all'anno, poi ti faccia il super 40%, poi mi viene un forza da solo. Questo ce l'hanno già detto giornalisti crisi che hanno applicato la riforma prima, però questa cosa non è percepita. Ci dicono liberalizziamo le tariffe, il commercio c'è libertà, sarà lavorato più bravo. È successo un disastro, che non è stato più caro per le persone singole e che poi tutte le grandi imprese. C'è tutta la normativa di derivazione comunitaria, che quando lo può confermare Paola, che è di derivazione comunitaria, perché vedete i banchi ogni giorno, porta verso questo. Questo c'è da dire, non c'è nient'altro di questa riforma, nient'altro, soltanto che toglie i freni e purtroppo adesso stabilisce un indirizzo che è quello della Comunità Europea. Quindi, ripeto, le cose adesso vanno male perché è un'anticipazione di quello che avremo in sé la riforma. Non cambia niente se vogliamo così, resta questo. Se vogliamo no, ci saranno quei problemi. Possiamo leggere, non so se l'avete letto, l'articolo 117 l'avete letto, c'è qualcuno che si è preso la briga di leggerlo. Allora, quella della... leggiamolo, no? Così ci facciamo un'idea. Allora, articolo 117, Costituzione firmatura. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivati dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Articolo 17, nuova riforma. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'assetto dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali. Quindi,
Qua c'è scritto ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, può essere, che ne so, l'ONU e qualsiasi altro ordinamento comunitario, non specifica. Di qua c'è scritto dell'ordinamento dell'Unione Europea, c'è scritto, cioè noi ci leghiamo, ma noi recitiamo, deve essere consapevole però, ecco perché siamo qua stasera, siete qua, perché dovete sapere che viene sancito, è scritto qua. E parliamo del bail-in, io l'ho votato contro. Siamo in Veneto, stamattina ero a Monteverguna con il sindaco, Veneto Banca e Polari di Vicenza. Adesso bail-in è voluto da voi parlamentari italiani, è voluto dal Parlamento di Roma. Il bail-in arriva da Bruxelles. Cosa dice? È uno dei 4 pilastri che poi anche qui stanno chiudendo il cerchio, quello che riguarda il risparmio e le banche. Il bail-in prevede, votato in Parlamento, è passato, il bail-in dice che se una banca fallisce, le direttive norme europee, e noi le abbiamo introdotte e approvate, e ci hanno detto che dovete approvare questa direttiva, e chi è investito in quella banca come azionista e la banca fallisce, al di sopra dei 100.000 euro il correntista, l'azionista perderà tutto, insomma, al di sopra dei 100.000 euro praticamente viene. E noi abbiamo accettato questa norma di derivazione europea e l'abbiamo approvata, io ero lì e l'abbiamo approvata. E allora, ripeto, ce la siamo dando tutti i parlamentari a Roma. Sì, perché l'hanno approvata obbligatoriamente, perché altrimenti ci sanzionano. Perché noi abbiamo sempre questa spalla di danno che ci sanzionano su tutto, sull'inquinamento, sulle cose, sulle direttive. E allora, appena entrata in Parlamento nel 2013, ricordo che venne contattata dai produttori di latte, no? C'era la restrizione delle quote latte. E però adesso ho capito, all'inizio perché anch'io ho avuto questa crescita e ho percepito nel tempo cosa che non è facile percepire in quale ingranaggio siamo finiti, non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, se mi permettete, lo ha fatto leggere prima anche a Federico, c'è questo bellissimo parte che poi se qualcuno mi faccia un'ennesima domanda si sa dire chi l'ha scritto. Il metodo più efficace per prendere il controllo dei popoli e dominarli è è quello di sottrarre un pezzettino della loro libertà ogni volta, così da erodere i diritti attraverso migliaia di piccole e quasi impercettibili riduzioni. In questo modo la gente non si accorge che i diritti e la libertà sono stati rimossi fino a quando sarà oltrepassato il punto in cui tali cambiamenti, questo è aggiunto dopo, in cui tali cambiamenti non possono essere invertiti. Sapete chi l'ha scritto? Rockefeller. Chi? Rockefeller. No. Hitler, Mein Kampf. Hitler, anche Hitler, sì, è vero. È vero. Non è venuto di leggere questa cosa, perché io l'ho percepita perché ero lì in Senato, perché ho visto, perché ho studiato, altrimenti se io ero una cittadina fuori non mi sarei mai reso conto. Ho percepito di questo meccanismo e stasera in qualche modo ho cercato di espletarlo, e viene da lontano questa perdita di diritti. E quindi voglio dire, ma c'è l'articolo 117, ma c'è il 55, c'è il 70, sono piccoli cambiamenti, poi sembra che tanto non cambia niente, invece poi abbiamo le ripercussioni sulla nostra testa. Ripeto, la clausola di salvaguardia che ci riserva fino al 2017 dell'aumento dell'IVA del 25%, anche questo è un altro passetto, no? Siccome quell'articolo è tutto derivante, ma è come si chiama, il domino, e praticamente noi se le entrate dello Stato non sopperiscono ai bisogni, bisogna aumentare le tasse. Abbiamo già la tassazione più alta d'Europa, e quindi voglio dire che se nella legge di stabilità che troveremo adesso la prossima settimana, che nel Senato la prossima settimana,
settimana. Se noi spingiamo X, facciamo anche entrare Y, dovremo trovare i soldi da qualche altra parte. E in questo caso chi ci ha imposto l'articolo 81, che è gravissimo, l'articolo 81 della Costituzione Pareggio in è bilancio, dato ecco. alla nostra libertà, cioè quindi questa è una catena. Volevo arrivare. Allora voglio dire, ma come pensiamo di portare il livello al 5%? Lo dobbiamo portare al 18, al 16, al 15, come ce li hanno i paesi dell'est. Cioè questa è la rivoluzione che dobbiamo fare. Ma se non vogliamo il potere a pochi, perché questa riforma costituzionale inutile, ve l'ha detto anche Federico, il governo avrà più poteri, perché avrà più poteri, c'è scritto, ve l'ha spiegato all'inizio, si avvoca a sé addirittura la riforma del titolo quinto, addirittura le regioni non c'è più la concorrenza tra regione e Stato, non c'è la supremazia dello Stato sulla regione. E quindi sono tutti piccoli passetti che è difficile leggere il quadro. È difficile, però insomma non siamo qua apposta per farvi leggere il quadro in cui siamo tutti. Poi ognuno lo legge come vuole, non siamo per buoni democrazia, per fortuna. Allora, io penso che ricade un po' per sistemare questa sufficienza. Mi piacerebbe un punto, certo, fare due domande su adesso, se qualcuno avesse qualche intervento. Sì, volevo puntualizzare proprio sul pareggio in bilancio, che appunto se noi chiediamo 100 all'Europa, 100 euro, ci facciamo 100 euro, noi dobbiamo dargli 100 euro più gli interessi che fanno 110 euro, mettiamo a caso, no? Una banca nazionale pubblica, ritornando in possesso della sovranità, noi se mettiamo 100 possiamo tassare anche 50, il resto è risparmio. Però in questa riforma, appunto, l'articolo 81, non è che l'hanno abolito, perché se l'abolivano io votavo sì. Invece lo vogliono, e questa cosa qui è frutto anche dei vincoli dei trattati europei, per esempio il 127 del terzo funzionamento europeo, che mette la stabilità dei prezzi, quindi il libero mercato, prima delle tutele dei diritti ai lavoratori. Questo dice il trattato europeo. Guarda caso è la stessa cosa che inseriscono nella Costituzione rumena, guarda caso è la stessa cosa che mettono nella Costituzione greca, della Grecia non si parla più, ok? E automaticamente vediamo la bilancia dei pagamenti salire della Germania e la nostra calare, con la conseguente calo della domanda interna. Quindi a questo punto, visto che i colpevoli sono l'Europa e i suoi vincoli che ci hanno imposto, dovremo uscire dall'euro. Ma attenzione anche qua, perché se usciamo dall'euro ora si può uscire con decreto, giusto? Articolo 50, appellandosi all'articolo 50, come ha fatto l'Inghilterra, si può uscire dall'euro con un semplice decreto, mandando una raccomandata. Se votiamo il sì, questa cosa qui non la possiamo più fare, perché verrà costituzionalizzato il vincolo esterno dell'Unione Europea e dovremo cambiare la Costituzione per potersi avvalere di nuovo di quell'articolo. Questo è gravissimo. Io volevo riagganciarmi sul fatto dell'aumento dell'IVA di clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia di parlava la senatrice. Nell'articolo 81 della nostra Costituzione, quando abbiamo messo anno, il buon modo firmato la legge stenografica al pareggio di bilancio, sotto il pareggio di bilancio c'è un'altra piccola perenata che si chiama LERP. L'ERP è quello che poi è scritto la Grecia, in effetti. Come funziona? Noi abbiamo il vincolo del 3% e il 60%, quindi non si deve superare oltre... Esatto. C'è tutta una serie di calcoli matematici assurdi, per cui uno Stato deve rimanere dentro quel numero stabilito, così un giorno ha detto ok, ci sta bene, facciamo il 3%, senza tenere conto delle varie realtà di tutti gli Stati che fanno parte dell'Europa, no? Ecco, realtà economiche. L'ERP si aggancia appunto al pareggio di bilancio
Cosa significa? Che se uno supera quel famoso 60% del PIL, eccetera, eccetera, l'eccedenza deve essere ripagata. Per poterla ripagare, a quel punto, succede questo. Siccome noi non avremo più la nostra sovranità e quindi non potremo emettere titoli di Stato per poter pagare i debiti verso l'Europa, e ne abbiamo tanti adesso, perché su 2.100 miliardi circa ne abbiamo pagati 3.000 di interessi. Esatto. Esatto. È giusto? Esatto. Okay. Cosa si farà? Si faranno dei bond non più sotto giurisdizione italiana. Vi ricordate l'Argentina quando emise dei bond in dollari? Ecco, non poté più ripagarli perché non erano nella sua moneta. Noi faremo questo per poter garantire questi debiti che poi abbiamo nei confronti dell'Europa. Dobbiamo dare anche delle garanzie. Le garanzie quali sono secondo voi? I nostri conti correnti, il Colosseo, i nostri porti, I servizi. ci mangeranno tutto, anche le utilities, perché è là che vogliono arrivare. Quindi l'ERP, a cui sta lavorando, perché l'ERP in embrione l'aumento del 25% dell'IVA, a cui sta lavorando Monti già adesso, perché si vocifera che dal 2017 almeno il 2% della nostra IVA dovrà andare in Europa. Questo è l'ERP in embrione. Quindi io, per tanto mio, voto no, voi fate quello che volete, ovviamente. Altri interventi? Sì, io ho solamente una curiosità. L'avvocato ci ha parlato della nostra Costituzione così solida, così, e dopo basta un referendum per servirla? No. Allora, c'è un procedimento di revisione costituzionale che è particolare, nel senso che stabilisce che devono essere fatte più votazioni distanti di 3 mesi l'una dall'altra e se queste votazioni non si sono raggiunti 2/3 si va al referendum. Quindi questo è l'ultimo baluardo per la difesa della Costituzione. Stiamo attenti quando si è inserito il pareggio di bilancio, si è raggiunta questa maggioranza e si è stati spediti alla modifica della Costituzione senza referendum. Quindi questa è l'ultima garanzia che basta un referendum. C'è stato questo procedimento legislativo dove si sono raggiunte delle maggioranze non così condivise, non così elevate, da saltare il referendum sulla Costituzione che avevamo già modificata. Sì, e questo è un altro passaggio fondamentale, c'è l'articolo 138 della nostra Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta nei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne faccia domanda un quinto dei membri. Cioè questo qui, io l'ho vissuta lì, ha avuto tutto l'iter costituzionale previsto, perché questa qui è la nostra Bibbia, la Costituzione è la nostra Bibbia per noi italiani. E quindi adesso per cambiarla c'è l'articolo 38 della stessa Costituzione che ci dice come fare. Questi passaggi sono stati fatti regolari in Parlamento, Camera e Senato. E c'è stata la battaglia, ve le ricordate, no? Con la maggioranza che poi è minoranza, e anche qui i nostri padri costituenti ci hanno lasciato scritto che la Costituzione non deve essere cambiata da un esecutivo, deve essere cambiata dal Parlamento, perché in teoria il Parlamento rappresenta tutte le nostre forze, da destra, sinistra, centro. Poi questo iter è stato espletato paro paro, cioè non c'è cambiato nulla, c'è stato non so, adesso i 1,5 milioni, ci ricordiamo degli emendamenti della Lega, c'è stato chi è uscito, chi abbiamo protestato, e facendo questa protesta non è passata, non è passato l'articolo, non ci siamo, c'è stata proprio
l'articolo 81 è stata un'iniezione che nessuno di noi si è accorto, perché è passata con la maggioranza assoluta del Parlamento e che io non è stato potuto, cioè i miei colleghi precedenti di quella legislatura lì del 2012, secondo me non si sono informati, non hanno studiato, non hanno avuto un minimo di riflessione, calma, almeno non raggiungiamo di superare quella soglia, almeno andiamo a referendum. Lì hanno votato come io rimango che questo non capisco. Ecco, questa è la colpa dei politici. Come mai le opposizioni, almeno non votarla, almeno farla passare per referendum che poi decidono gli italiani. Lì c'è stato tolto qualsiasi diritto, il Parlamento l'ha votata, ma io penso più che altro è stata votata in agosto, no? Fretta, fanno sempre le cose così, via veloce, votiamo. E lì i parlamentari si informano quelli che si informano, studiano quelli che studiano e quindi è passata così. Questa qui, siccome a memori dell'articolo 81 delle Costituzioni, le opposizioni si sono ribellate. C'è stata prima Berlusconi nella prima votazione, perché sono i due passaggi, Berlusconi la approvò, poi vi ricordate si ritirò e poi soccorse quell'altro partito, Scelta Civica, gli Alfagnani, che sostituirono il gruppo di Berlusconi e la passarono, ma insomma non sono riusciti a farla passare totalmente, quindi si passa con la maggioranza assoluta e quindi si è dovuti andare, ma gli è seccato molto andare a referendum. Questo è uno strumento che i nostri padri hanno previsto, per questo che dico che ha ragione quando dice così, perché i nostri padri avevano messo misure e contromisure per difenderci. Lo voleva abolire proprio il 138. Esatto. L'ha provato, Voglio dire, questo Se adesso avessimo avuto la nuova Camera, quella che loro ci propongono, in questo caso questa legge magari sarebbe già stata... sì, ma non sarebbe di dire che non serve più, lei ha la maggioranza, che 140, sì, 630, 340 la maggioranza passa e addio referendum, insomma, non ci sarà più dato ma io non mi sento tanto, mi sento un cittadino, mi dico ma che per fortuna che andiamo a votare, questo è una libertà che ci viene data, che giustamente uno si pone in coscienza di andarsela a leggere e studiare, è un'opportunità, questa è la democrazia, è giusto che sia così. Invece dell'articolo 81 nessuno ci ha chiesto niente, come nessuno ci ha chiesto niente se entrare nell'euro, no? Ma io me lo ricordo il 2001, io ero già grande, cioè proprio qualcuno ci ha chiesto, ci hanno fatto pagare la tassa per entrare nell'Unione Europea. Se avessimo avuto economisti, giuristi che ci avessero spiegato, guardate che dobbiamo concorrere con i nostri amici del nord, siamo sicuri che la nostra azienda di scarpe riesca, o che ne so, unità meccanica, pensiamo che la nostra azienda che produce le macchine possa concorrere con quell'azienda di macchine che producono là? Facciamo un esempio a caso. Sì, così. Siamo sicuri che riusciamo, forse ci avremo posto noi italiani, ma forse ci avremo pensato, ma siamo sicuri che riusciamo a concorrere con quell'azienda là, chiamiamola fabbrica, con quella fabbrica là. Una domanda ce la saremo posta, no? La risposta ce la saremo anche data, insomma, e quindi voglio dire, però tanti passaggi di questi percorsi non ci sono stati chiesti. Non li abbiamo votati assolutamente. Ecco la ragione, signore, quando dico come si fa nel 2012 la maggioranza del Parlamento votare l'articolo, è la cosa peggiore, l'articolo 81 in Costituzione. Sì. Cioè, proprio una cosa, vuol dire che c'è il terremoto, dobbiamo fare gli SMS per andare a costruire, vuol dire che Veneto Banca che insomma, tu ci ho parlato, si parlava di 15 miliardi, va bene. Se io sono uno Stato con la mia sovranità, faccio una finanziaria invece di farla di 25, la faccio di 35 e aiuto le famiglie. Questo non è più possibile, perché le direttive europee prevedono che se solo lo Stato mette becco, e questo si ritorna appunto a quel liberismo che i nostri padri costituenti hanno cercato di frenare. Esatto. Siamo tornati a un libero mercato, la mano libera, esatto. La legge del più forte, io la chiamo la legge della giungla. Sì. Se noi abbiamo un percorso storico di civiltà, abbiamo cercato di
non adottare la legge della giungla, perché se io sono giovane, forte, è logico che riesco ad andare più veloce di lei o no, e quindi dovrò tutelare chi non corre veloce come me. È scritto nell'articolo 41 della Costituzione? Sono esempi semplici, ma è così che capiamo, e questo è il nocciolo della questione. Noi siamo un popolo di vecchi, avete visto, abbiamo un crollo delle nascite spaventose. Nonostante Questa è quell'altra cosa, questo è un fatto grave come l'articolo 41 in Costituzione, se non nascono più bambini, o se sappiamo bene chi fa invece figli, non fatemi dire altro, la situazione non è grave, è gravissima. Vuol dire che fra 10 anni altro che pagare le pensioni, e quindi uno Stato che è sovrano, che decide, io che sono lì che faccio la legge, io sono legislatore, dirò ma va bene, allora questo è un problema, questo deve essere il problema, il nocciolo del legislatore italiano. Mi pongo, vado dal migliore economista, vado dal migliore avvocato, e se non lo sono, e dico ma cosa devo fare adesso per poter dare un aiuto alle famiglie e che le giovani coppie possano far figli. Questo io devo pormi da politico. E che poi se rimette in moto l'economia, perché l'economia italiana è ferma, voi sapete che siamo a un 0,6, allora per il prossimo anno prevede un 1, 1, 2, 1,5, perché io li vedo i dati in commissione. Voglio dire, se non ho soldi in tasca, come faccio a venire da voi negozianti? Vado dal centro commerciale che mi fa una concorrenza sterile, che magari sono in mano alle multinazionali che vengono perché hanno un bel po' di possibilità, e ti metto un bellissimo centro commerciale, faccio un prezzo metà del vostro, io che non ho più soldi, che non ho più lavoro, dove vado a spendere? Capite che è un circolo vizioso, e quindi non ne veniamo fuori. Invece uno Stato, io mi immagino uno Stato che possa decidere, che dice le donne italiane che vogliono avere figli, le aiuto i primi 3 anni, le faccio stare a casa, gli do lo stipendio, io da donna voglio questo, io ho avuto figli, è terribile, io vorrei stare, lo dico anche ai miei colleghi del mio gruppo politico, e dico, io vorrei, se riusciamo a raggiungere un po' di consenso, io voglio che una mamma, se vuole, naturalmente, se vuole, perché non è obbligatorio, in base a reddito, come fanno i paesi scandinavi, la faccio star a casa, perché avere un figlio è la cosa più bella al mondo, altro che non ce n'è per una donna, presumo anche per un papà, e voglio che stia a casa, se vuole, sta a casa fino ai 3 anni, finché va all'asilo, e gli do i soldi. Allora vediamo se aumentano o no le natalità. E questo è il problema cardine. Cioè abbiamo i giovani che non ma non solo non pensano, figuriamoci un figlio, non pensano neanche alla famiglia, figuriamoci al figlio, che è una cosa, un impegno non gravoso di più, insomma. Ma forse questo è funzionale all'immigrazione? Allora io dico, come politico, questo dovrebbe essere il mio obiettivo. Ormai. Perché voi, se passa il sì, dite i vostri negozi domani o fra un anno miglioreranno, secondo voi, no? Ditemelo. Pensate che l'economia ripassa? Se passa il no, quindi non è che ci aspettiamo, credo io, miracoli, che passi il sì o che passi il no. Credo che il miracolo, per me non è male, in breve tempo lo si vedrà. Però a questo punto, se mi permettete, per una domanda all'avvocato. Secondo lei, io ho letto un attimo, ho sentito un attimo le volevo chiedere, secondo lei a questo punto la forma di governo che noi attualmente abbiamo con la nuova legge cambia, anzi ce ne spiego un po' meglio. Oggi come oggi la nostra democrazia è una democrazia costituzionale, quindi che prevede 2 organi di governo volutamente, che ognuno abbia i suoi compiti ben precisi, il quale uno deve controllare l'altro, appunto perché non ci sia un organo unico che assume un potere totale. Ancora meglio, ancora peggio, una persona unica come quella nuova legge elettorale. Quindi in questo caso come cambia? Perché cambia radicalmente a questo punto la forma di governo, perché se noi abbiamo una Camera unica, quindi la nostra Costituzione va stravolta completamente, secondo me.
Allora, quando ho fatto il discorso all'inizio, dove bisogna vedere se una Costituzione è idonea a preservare se stessa, la Costituzione deve essere sta cercando in tutti i modi di preservare un po' un buono che Europa era riuscita a fare 60 anni fa. Poco tanto, dice poco, dice tanto. E questa è un'ottima osservazione, nel senso che la nuova Costituzione, se diventerà la Costituzione vigente, domandiamoci, sarà in grado di mantenere queste divisioni di poteri, dare queste garanzie, sì o no, dipende da fattori esterni. E qua dobbiamo confrontarci con l'Italia prima. E qua emerge in pieno la debolezza di questo testo costituzionale nuovo. Cioè non è possibile che ci dicano che una Costituzione non dobbiamo fare il confronto, non dobbiamo estendere il dialogo all'Italia, ma la Costituzione deve essere confrontata con tutti questi aspetti accidentali che possono manifestarsi nella Costituzione stessa. Quindi quanto sta dicendo è molto importante, perché il nuovo sistema elettorale, quindi c'è una legge che è stata approvata, per ora non ha vizi di costituzionalità, è la legge che ci troveremo ad avere quando andremo a votare la prossima volta. Se così fosse, ci sarebbe un grossissimo problema, perché con la maggioranza dei consensi nel Parlamento, nella Camera dei Deputati, io ho un'espressione di un leader che sarà il capo del governo che deve ottenere la fiducia della Camera dei Deputati, che sono della stessa parte, della stessa parrocchia. Quindi io ho un potere esecutivo che, grazie a tutte quelle cose che vi ho detto prima, che diciamo gli atti, può far fare al Parlamento ciò che desidera, nel senso che calendarizza le votazioni al Parlamento, ma quello che fa il capo del governo sarà la stessa cosa che vuole il Parlamento, quindi sono espressione della stessa maggioranza. Questo è molto pericoloso, perché può portare all'assenza di qualsiasi controllo, perché la nuova Costituzione non ha un sistema che blocchi questo sistema presidenziale. Si cambia la forma di governo. Capite? Allora questo potrebbe anche starmi bene se ci fosse un Presidente della Repubblica eletto anch'esso con modi diversi dai cittadini, che ha il potere di toccare l'iniziativa. Ci deve essere un contrappeso dove c'è un potere forte dell'esecutivo. Ci devono essere bilanciamenti. Quindi adesso ci dicono, non prendiamo in considerazione il datum, è una legge votata, è una legge esistente. Se andiamo a cambiare la Costituzione e andremo a votare con il datum, succede proprio che con tanti costituzionalisti dicono che vi è una indiscriminata autorità proprio perché ci sono contrappesi. Quindi perché il 40% che loro mettono di tetto diventa poi alla fine così è fatto, perché no, ma loro dicono che il 40%, chi arriva al 40% alla fine avrà una maggioranza, però se non si arriva si va al ballottaggio. Quindi se finiscono uno col 23 e uno col 24 il ballottaggio, uno dei due vince, però ha preso solo il 23% del voto. Sì, esatto. Poi, se vogliamo andare più in profondità, io qua sono andato sulla slide dell'elezione del Presidente della Repubblica. E questo sistema costituzionale, il nuovo sistema costituzionale, è molto debole perché con il gioco di maggioranze che c'è, permette non solo di avere Camera dei Deputati e Presidente del Consiglio, ma anche il Presidente della Repubblica. Vi spiego perché. Allora, per votare il Presidente della Repubblica, i nuovi quorum sono i primi 3 scrutini, 2 terzi dell'Assemblea, 4 quinto e sesto scrutinio, 3 quinti dell'Assemblea, 7 scrutinio, 3 quinti dei votanti. Allora, se facciamo due conti, la Camera ha 630 seggi, il Senato ne ha 100. Ok? Supponiamo, ovvero con il datum, chi vince le elezioni si porta a casa 340 seggi alla Camera. Supponiamo che al Senato abbia un 50%, quindi pochi rispetto a
quello che effettivamente anche adesso abbiamo visto che se il partito che ha vinto le elezioni fosse stato contabilizzato con il nuovo sistema, al Senato avrebbe quasi il 60% dei seggi al Senato. Però teniamoci bassi, metà, quindi 50 seggi. Allora abbiamo 340 più 50 teste che votano unite per un colore. Allora, in questa situazione, dal settimo scrutinio, basterebbero 80 membri della Camera o del Senato che escono mentre c'è la votazione perché la maggioranza che arriva tramite l'Italia possa accaparrarsi il Presidente della Repubblica. Allora abbiamo visto come tante volte le opposizioni escono per protesta o per ridotta protesta, è molto facile far uscire un'ottantina di deputati. Quindi, prendendo l'esempio storico che abbiamo, con la nuova legge elettorale, la nuova Costituzione, chi vince si porta a casa Camera, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica. Come Presidente della Repubblica ho fatto bingo e mi sono preso 10 giudici su 15 della Corte Costituzionale. Quindi posso far passare con facilità tante leggi anche in modo forzato. Quindi io dico che tecnicamente la Costituzione che andiamo ad esaminare ha molti punti deboli, questo è il più grave assolutamente. C'è dell'altro in qualche altra comunità ancora per interesse. Prego. Vengo alla domanda, premetto che sono d'accordo con la critica alla velocità che faceva l'avvocato. La velocità non è stata utile in politica perché dai turisti, dall'inizio dell'era fascista, bisognava far presto per cambiare le leggi. Sono d'accordo con i piccoli passi che portano a disastri, si dice. Volevo il terzo che se lei come Presidente della Repubblica si è fatta la Costituzione che l'ha cambiata per fare l'imperatore, Mussolini sono stati eletti in elezioni, hanno cambiato le leggi elettorali, e questo fa pensare che la legge della semplice. Goldman Sachs, JP Morgan, non JP Morgan, ma anche JP Morgan hanno finanziato la seconda guerra mondiale, hanno dato 100 milioni di dollari a Mussolini per salvare l'Italia in modo che nel della crisi, hanno finanziato anche il dopoguerra e sappiamo, vabbè, queste considerazioni che non hanno fatto rilevare. La domanda è molto più banale. Dei 100 senatori, vengo proprio terra, i 100 senatori nel nuovo testo è stato tolto, mantenuto che non c'è vincolo di mandato, non rappresentano, è stato scritto che i deputati, invece una volta ieri i parlamentari rappresentano la nazione, e i deputati, un articolo rappresentano la nazione, i senatori non rappresentano più niente, non hanno vincolo di mandato e basta. In più i senatori, questo è l'argomento, anche questo conosciuto, verranno eletti, ma quando saranno al Parlamento senza vincolo di mandato e con il criterio di scelta, rappresenteranno il partito, quindi banalmente mi rilascio quello che c'è l'avvocato, quando saranno in quella situazione non rappresenteranno il Veneto, esatto. rappresenteranno il secondo partito, questo chiedo una conferma. Esatto. In questo senso, per cui bravissimo. I senatori e poi i sindaci in Italia sono 8.000 più sindaci. Con che criterio verrà scelto il sindaco che rappresenti il Veneto o la Lombardia? Se ricevono tra di loro alla fine, perché nessuno li elegge. Ricevono tra di loro. Una cosa che io non ho mai sentito dal mondo, che delle minoranze, cioè un gruppetto di persone decide chi mandare in Senato. Questi qua hanno diritto di scegliere sono consiglieri regionali. Ma sono consiglieri Se il convenzionale dice che hanno due senatori, un parlamentare,
dov'è la proporzione? Dov'è la proporzione? Questo è un altro punto molto, molto critico, insomma, che possiamo discuterne. Se Galan in questo momento non fosse dove è adesso, e fosse semplicemente indagato, una nuova riforma, secondo me, se si scelgono tra di loro e sceglie Galan in quel momento diventa un'unità. Bravissima. A me lo sembra corretto. Bravissima. Esatto. Sì, sì, è così. Allora, si parla della promozione commerciali. In seguito a luglio la Regione Veneto abbia varato una legge per cui non si possono occupare dei centri commerciali per il famoso non mangiare il territorio, mangia territorio. Quindi si va a ripristinare eventualmente ciò che era in essere prima di questa legge. Quindi, se si fanno dei centri commerciali si fanno solo su progetti attuati prima di questa legge. Ora, nel momento in cui dovesse passare questa riforma e mentre la Regione adesso ha bloccato i centri commerciali nel Veneto, dovesse passare, sparisce tutto, quindi uno decide di farlo comunque. Questo è che il numero di centri commerciali all'ennesima potenza diventerà sempre più forte quello più grande, quello che ha capitali finanziari più alti. Giusto? Sì, questo è bellissimo, no? Cioè, proprio è straordinario questo quello che succede. Allora, la Regione Veneto, io vengo a conoscenza, però io sono in Commissione Ambiente, allora, se noi mettiamo delle regole contro le direttive europee, perché c'è poco da fare, ormai dovete parlare solo di legislazione europea. Il libero mercato è voluto dall'Unione Europea, che ci sanziona, noi non possiamo, cioè, ma ritorno lì. Allora, cosa ha fatto? La Regione Veneto cerca l'escamotage, perché la direttiva europea prevede il massimo, è proprio l'estremo, l'ennesima potenza del liberismo, quindi il libero mercato in tutto, e noi ci dobbiamo adeguare. Però dice anche, no, perché c'è la protezione del territorio, per il dissesto, per la non cementificazione. Allora io presumo che la Regione Veneto, non potendo limitare, trova l'escamotage. Pensate cosa ci dobbiamo inventare per proteggerci. Allora trova l'escamotage, guardate, il nostro territorio è già devastato, è già cementificato, non possiamo costruire. Però questo è un escamotage, cioè è assurdo, cioè noi non possiamo più dire no, lì va chiuso, punto e basta, perché non lo possiamo dire, perché altrimenti figuriamoci se che ne so, ditemi voi una marca famosa, insomma, che ne so, i francesi, la Carrefour, se gli diciamo no, tu non chiudi, tu devi chiudere la domenica, ma voi siete pazzi, io ricorro alle direttive europee. Quindi secondo me questo è un escamotage per proteggerci, ma ci rendiamo conto che razza di sovranità che abbiamo? Con la riforma questa riforma costituzionale, soprattutto noi che non abbiamo statuto, noi veneti siamo qua, noi che non abbiamo statuto speciale come altre regioni, appunto queste norme che erano concorrenti tra Stato e regioni vengono avvocate tutte alla centralità statale, quindi chi non ha questo statuto autonomo se la mette via e dovrà subire anche maggiormente, insomma, ma è così. Mi piace questo escamotage, non lo sapevo, ma è uno escamotage che sono Commissione Ambiente, dove c'è effettivamente la protezione del territorio dalla cementificazione, perché l'Italia è uno dei paesi che cementifica di più, e quindi si ricorre a questo, ma che nazione è essa? Parliamo di conservabilità, se dai contributi o se invece è solo slogan. Allora, i costi della politica vengono ridotti perché effettivamente c'è si tagliano un po' di teste, quindi c'è una riduzione con uscite di bilancio. Però io mi faccio una domanda, intanto le cifre che prima erano descritte al governo come 500 milioni di euro, e qua ho il documento della Ragioneria dello Stato, quindi 59 milioni di euro per il Senato e 8,7 milioni di euro per il CNEL. Allora questo rientra nella formazione normativa di cui dicevo prima, parliamo
proviamo d'altra parte. Allora, 60 milioni di euro sono le tasse che si prendono dai calciatori di Serie A, quindi non è niente per uno Stato, perché il risparmio va bene e non trascuriamo. Io però dico una cosa, ovvero, ecco qua. Allora, adesso gestire lo Stato, gestire le attività pubbliche è sempre più difficile. Io faccio l'esempio dei derivati. Allora abbiamo una finanza sovranazionale che imperversa in tutte le manifestazioni della nostra vita e negli anni ha venduto titoli ad amministrazioni pubbliche, comuni, regioni, a privati, anche imprese, questi famosi derivati. Esatto. Allora io dico, proprio per questo risparmio, si contesta che il Senato sia fatto da persone part-time. Io conosco qualche sindaco perché erano anche compagni di scuola, ormai ho avvocati, colleghi che quando che sono effettivamente operati e impegnati dal lavoro che fanno e sono anche in grosse difficoltà a gestire l'aspetto economico del comune. Quindi questi sindaci, l'apparato comunale, l'apparato statale deve essere fatto di persone attente e preparate, perché mi interessa poco che lo Stato risparmi 60 milioni di euro quando 3,1 miliardi di euro sono stati spesi nel 2012 per pagare penalità connesse ai derivati. Allora, sinceramente, io sarei contento di pagare 60 milioni in più i senatori o i interessi, però ne fanno risparmiare 3 miliardi. Cioè, stiamo attenti. Allora, non facciamoci anche attirare da queste promesse, perché io dico, tante persone si chiede molto perché si risparmia, però allora hai fatto il gioco di chi ha messo quella voce e quindi ti ha attirato a fare una certa cosa in un certo modo. Qua un problema, e mi collego ai suoi interventi, perché l'intervento è fatto all'inizio. Il problema fondamentale, ce l'avremo sempre, se avremo dei governanti che non sono idonei, governanti locali e governanti statali. Allora, questo è fondamentale perché vediamo che le cose sono andate bene agli stati che hanno avuto persone che governavano bene e male a chi invece ha venduto i loro cittadini. Allora, detto questo, mi ricollego sempre all'aspetto costituzionale, perché queste cose le si sapeva quando è stata l'assemblea costituente, quando si affrontavano questi temi, c'è stata una grande spaccatura, perché uscivamo dalla guerra, abbiamo avuto esperienze che tutti sappiamo, e dicevamo, ma noi, popolo italiano, ci siamo trovati in questa situazione, saremo in grado di ripartire, di fare qualcosa di buono. E la commissione che doveva decidere sul punto era in dubbio. Metà diceva no, non saremo capaci, dobbiamo andare verso gli Stati Uniti d'Europa, dobbiamo fare una Costituzione che sia aperta a questo. C'era negli atti costituzionali, c'è chi diceva che si deve fare il governo mondiale, c'era proprio i testi che si credevano il governo mondiale. A quell'epoca andava molto di moda, no? L'organizzazione delle elezioni si diceva dobbiamo mettere in Costituzione aperture a questi regimi stranieri. Dopo lunghi dibattiti si è arrivato ad una conclusione e hanno detto no, noi italiani ci dobbiamo tenere la nostra sovranità, dobbiamo decidere noi a casa nostra quello che deve essere fatto, che ci siano buoni e i governanti stanno a fare nostro, perché saremmo noi responsabili di ciò che accade. Se apriamo la nostra Costituzione a ingerenze straniere, saranno questi altri buoni e cattivi governanti a fare per noi qualcosa. Questo non è accettabile e hanno deciso di escluderlo. Essenzialmente, quello che si sta combattendo adesso, bicameralismo perfetto, bicameralismo perfetto, tutto confluisce in questo. Noi dobbiamo scegliere se vogliamo essere padroni a casa nostra anche per la gente che non va all'inizio.
oppure essere tramandati da altri, anche con delle aziende brave o con delle aziende altrettanto probabilmente. Però, sinceramente, il fondamento dei nostri redditi costituenti è che a casa nostra possiamo controllare, al di fuori di casa nostra no. E questo è un grande problema, anche da luce di ciò che adesso sta accadendo. Perché tutto ciò che è stato fatto, o gran parte di quello che è stato fatto, non mi pare sia positivo. E le stesse persone che adesso lo criticano o che quando fa comodo criticare devono poter avere soldi per ricostruire. E sono coloro che propongono un sistema che è una direzione. Se non si voleva fare una riforma che ci vedeva veramente si deve costituzionalizzare la legge di bilancio e si doveva costruire un esterno. Se non volevamo costruire il paese in terremoto, dicevamo noi, decidevamo noi di fare soldi, non ci diceva nessun altro, facevamo scelte noi. Adesso abbiamo imposte così ed avremo sempre più imposte se seguiamo questa direttiva. Secondo me questa è l'unica vera chiave migliore del referendum. Quindi anche sono passate 2 ore e mezza intense, piacevoli, non pensavo neanche. A questo punto volevo ringraziare tutti i relatori invece di fine, ringraziare anche voi che per i vostri interventi e noi con il leader ci eravamo proposti questa serata proprio di stimolare delle conoscenze e integrare quelle che potevano essere incertezze, dubbi e quant'altro. Personalmente io stesso vorrei tornare al mondo questa sera, spero che voi, indipendentemente dalle ideologie politiche piuttosto che dal voto che apporrete domenica, esatto, abbiate conosciuto questa sera con questi dialoghi, portato nuove conoscenze, nuove certezze per voi, per cui una buona croce per noi, tutti quanti, e grazie, buona serata.